e buon venerdì, eccoci puntuali come sempre, spacchiamo il minuto, sono le 12 in punto, vi accompagneremo fino alle 14:30 come sempre in diretta, tante le notizie anche oggi di cui raccontarvi, in primo piano la cronaca come sempre, ma poi ci sarà spazio per parlare di economia, soprattutto alla luce dell'allarme che arriva da più parti legato al caro energia, prezzi ormai impazziti e si prospettano un autunno e un inverno davvero molto pesanti per le imprese ma anche per le famiglie chiamati tutti a dei sacrifici. Vedremo quello che riuscirà a fare il governo uscente da qui al 25 settembre e poi quelle che saranno le misure messe in atto dal nuovo esecutivo. Ci sarà quindi spazio poi più tardi per il confronto tra alcuni candidati alla Camera e al Senato delle elezioni del 25 settembre per affrontare insieme a loro queste tematiche e poi naturalmente ci sarà spazio per lo spettacolo della mostra del cinema. Più tardi ci collegheremo con il nostro Lorenzo Maier per capire quello che è il programma degli eventi per la giornata, per la seconda giornata di oggi. Ma come detto apriamo con la cronaca perché si allunga in modo drammatico l'elenco delle vittime della strada, soprattutto nella Marca trevigiana. Ieri in poche ore 2 incidenti, il primo a Cessalto con la morte di un 34enne investito da un'auto mentre stava attraversando la strada nel tentativo di recuperare il suo cagnolino scappato da casa. Il ragazzo si sarebbe dovuto sposare tra un mese e poche ore più tardi, intorno alle 19, in pieno centro a Montebelluna, in uno scontro tra un'auto e uno scooter ha perso la vita il consigliere comunale di Volpago, Lucio Panziera. Iniziamo da qui. Stava tornando a casa dalla moglie e dalle figlie, Lucio Panziera, 52 anni, quando è stato travolto da un'auto nel pieno centro di Montebelluna, lungo il tratto est di Corso Mazzini. Era a bordo del suo scooter mentre percorreva la strada in direzione Venegazzù di Volpago, dove viveva ed era consigliere comunale. Dal lato opposto arrivava una Mercedes guidata da un uomo di origine albanese che si trovava qui per trascorrere del tempo con i parenti. Dalle prime ricostruzioni sembra che la Mercedes sia sbandata bruscamente verso sinistra, centrando lo scooter e trascinando il consigliere per una trentina di metri. L'auto si è poi schiantata contro un palo dell'illuminazione pubblica, dove ha interrotto la sua corsa. Rimasto ferito il conducente. Intervenuto sul posto un militare della stazione dei carabinieri fuori servizio e altri residenti che, allarmati dallo schianto sentito, si sono precipitati a soccorrere l'uomo rimasto a terra. Chiamati i soccorsi sono intervenute un'auto medica e 2 ambulanze, ma per Lucio Panziera non c'è stato nulla da fare. Sul luogo anche la polizia locale per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente, che confermerebbero sia stata la brusca sterzata da parte dell'auto a provocare l'accaduto. Panziera, oltre che consigliere comunale, era molto conosciuto in paese anche per le numerose attività di volontariato a cui si dedicava dopo il lavoro da magazziniere in un'azienda di Montebelluna. E restiamo nella Marca trevigiana, sempre ieri sera intorno alle 21:30 a Maserada, uno scontro tra 2 auto in via Grave di Papadopoli Nord. Sono rimasti feriti nello scontro frontale accaduto per cause ancora da accertare un 30enne di Breda di Piave e un 64enne di Vazzola. Entrambi sono stati liberati dalle lamiere delle proprie vetture e trasportati dal personale del SUEM all'ospedale Cafoncello di Treviso. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro i carabinieri. Ci spostiamo con la cronaca in provincia di Padova, a Selvazzano per l'esattezza, per un incendio questa mattina in un'abitazione. A rimanere ferito l'anziano proprietario di casa, papà dell'ex campione di ciclismo Silvio Martinello. Le fiamme sono divampate all'improvviso e si sono propagate nell'abitazione di via Penghe a Selvazzano con rapidità. Attimi di paura questa mattina all'alba per un incendio scoppiato nella casa del papà dell'ex campione di ciclismo Silvio Martinello. Sul posto sono intervenuti i pompieri arrivati da Abano Terme e Padova con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e 9 operatori, riuscendo così a circoscrivere le fiamme ed evitando un incendio di ben più vaste dimensioni. L'anziano papà di Silvio Martinello è riuscito a mettersi
mettersi in salvo, ma è rimasto ferito ad una mano e ha inalato dei fumi. Per questo è stato curato sul posto e poi trasferito in ospedale per accertamenti. Dopo lo spegnimento delle fiamme, la casa è stata bonificata e sono in corso dei sopralluoghi dei tecnici dei vigili del fuoco per capire le cause dell'incendio. Nessun ferito, ma danni ingenti invece per l'incendio scoppiato in un casolare ad Eraclea. Casolare a fuoco nella notte appena trascorsa ad Eraclea, in via Fagiana, l'incendio in una struttura che fa parte di un'azienda agricola, con l'intervento dei pompieri avvenuto nell'immediatezza del fatto intorno alle 3 del mattino, arrivati in forze con 21 operatori in totale, provenienti da San Donà di Piave, Portogruaro, Mestre e Caorle. Per le operazioni di spegnimento impegnati un carro schiuma, autopompe, autobotti e l'autoscala. Nell'incendio fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme hanno bruciato una vecchia costruzione che era utilizzata soltanto in parte. Il piano terra era adibito a lavori di piccola manutenzione, mentre nella parte superiore c'era il vecchio alloggio un tempo abitato dal custode dell'azienda. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate all'alba. Necessari ulteriori approfondimenti per accertare le cause del rogo. Un 21enne rodigino è stato arrestato dai carabinieri di Verona perché è ritenuto responsabile di aver accoltellato lo scorso 21 agosto 3 giovani all'esterno di un ristorante scaligero. L'indagato è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo con l'accusa di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e violenza privata. La notte del 21 agosto i 3 giovani si trovavano all'esterno nel parcheggio del locale, scoppiò una lite, sembra per futili motivi, con il 21enne che aveva impedito loro di allontanarsi, prima bloccando la strada d'uscita, poi aggredendoli ripetutamente con un coltello di piccole dimensioni, ferendoli anche in punti vitali. Poi il giovane è fuggito. Le vittime erano state medicate all'ospedale Borgo Trento, dove erano state curate per gravi lesioni. Le indagini, supportate dalla collaborazione della Polizia Locale di San Giovanni Lupatoto e di Verona, hanno portato i carabinieri ad identificare l'aggressore, che è stato raggiunto nella sua abitazione, dove sono stati trovati tra l'altro 86 grammi di hashish e vario materiale per il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente. Fermato, identificato ed espulso è la sorte toccata ieri pomeriggio a Vicenza ad un 53enne pregiudicato e irregolare nel nostro paese. Gli agenti della questura hanno rintracciato in città un 53enne algerino irregolare in Italia, ritenuto pericoloso per un lungo elenco di reati riguardanti gli stupefacenti e il patrimonio. Il questore ne ha disposto l'immediato accompagnamento al centro di permanenza rimpatri di Gradisca di Isonzo, Gorizia, per il trasferimento al suo paese d'origine. Un passante è stato colpito al collo da un pugno sferrato da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo ieri mattina vicino al cavalcavia Borgomagno a Padova. L'allarme è stato dato da un cittadino 50enne padovano che si trovava fuori dal portone di una ditta dove stava per effettuare dei lavori. Agli agenti la vittima ha raccontato che senza un valido motivo sarebbe stato avvicinato da un nordafricano che gli aveva sferrato il pugno. Le volanti hanno rintracciato poco lontano il responsabile. Si tratta di un 30enne tunisino irregolare che è stato denunciato e verrà ora accompagnato al centro per i rimpatri di Gradisca. Provoca un blackout in un condominio per rubare dentro ad un'auto, ma si ferisce e viene arrestato. Danneggia il quadro elettrico di un impianto di illuminazione di un condominio in un cortile di Viale Verona. L'obiettivo è quello di causare un blackout e approfittare del buio per forzare un'auto parcheggiata e rubarne gli oggetti dall'abitacolo. Ma non è andata come sperava. Il 21enne, senza fissa dimora, aggravato da pregiudizi di polizia, nello strappare i cavi elettrici si è procurato delle lesioni. Poi, utilizzando un grosso sasso, ha tentato di infrangere il cristallo dell'auto, ma è riuscito solo a danneggiarne la carrozzeria. A chiamare il 112 un residente del condominio insospettito dai rumori. I carabinieri arrivati sul posto hanno accompagnato il giovane al pronto soccorso per le cure. Il ragazzo è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato.
Lasciamo per un attimo la cronaca, torneremo poi con altri aggiornamenti. Apriamo la pagina dedicata all'economia, ai rincari, all'allarme che arriva da più parti, dalle famiglie, dalle aziende, anche dalle istituzioni pubbliche, dai comuni, non ultimi. Insomma, preoccupa la situazione attuale, preoccupa quello che succederà da qui ai prossimi mesi, quando arriverà il freddo. Ci si interroga sulla situazione del nostro paese, se ci sono scorte sufficienti, quali saranno le misure messe in campo ora dal governo uscente e poi dal governo che subentrerà dopo il 25 settembre. Questo e molto altro ne parleremo insieme. La ringrazio, buongiorno alla Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorena Bertone, ben ritrovata Presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Presidente, caro energia, prezzi alle stelle, ma forse il peggio deve ancora arrivare, preoccupa le imprese, preoccupa le famiglie, preoccupa gli alberghi e forse preoccupa ancora di più in un territorio come quello bellunese, dove il freddo quando arriva si fa sentire. Sì, purtroppo è così. Uno tsunami in arrivo, sappiamo che sta arrivando e siamo preoccupati. Questo territorio poi, che è un territorio più facile, dove i consumi sono assolutamente maggiori rispetto ad altri territori, ci fa preoccupare non solo per quello che riguarda le nostre aziende, ma anche e soprattutto per le famiglie. Ci sono tante misure in questo momento sul tavolo, ma quella che sembra essere al momento la più probabile è quella di un razionamento. Si parla di termosifoni spenti, di temperature abbassate, ma ci sono aziende energivore che non possono fare questo, che devono usare l'energia per sopravvivere. È così, parlare di razionamento non è più un tabù, è uno spettro molto molto concreto. Come ha detto il Presidente Bonomi, siamo di fronte a un terremoto economico e dobbiamo assolutamente trovare le soluzioni. E io mi auspico che ci siano anche soluzioni diverse per territori diversi, perché non possiamo pensare che il Comelico sia paragonato a una provincia della Sicilia. Assolutamente i costi sono completamente diversi. Bisogna fare assolutamente in modo che le nostre aziende possano continuare ad operare, perché ricordiamoci che dietro le aziende ci sono le persone, per cui gli stipendi, il benessere, che già è duramente provato dopo la pandemia, perché nelle aziende ci sono già problemi che riguardano la pandemia. Non dimentichiamoci che la pandemia c'è ancora, nel senso, da quello che ci viene detto, l'autunno sarà difficile anche per questo, quindi non solo per quelli che sono i rincari energetici, che chiaramente potrebbero essere per alcune imprese, soprattutto le più piccole, devastanti. Questo è un sentiment che si sente camminando per strada, le persone lo dicono ad alta voce, oramai siamo preoccupati. Presidente, siamo poi di fronte anche ad un paradosso, perché noi parliamo con gli imprenditori, parliamo con le aziende, ci dicono gli ordinativi ci sono, le commesse ci sono, ma costa troppo evaderle e quindi dobbiamo anche rinunciare magari a certi ordinativi. Sì, è così. Le commesse ci sono, per il momento ci sono, perché attenzione, qui siamo veramente sulle montagne russe. Per il momento ci sono, il Paese, le imprese hanno dimostrato di saper lavorare anche nei periodi più duri, però attenzione, abbiamo già tolto tutta la marginalità alle aziende. Se adesso andiamo a toccare il costo vivo dell'azienda, io sinceramente non so in quanti le terranno aperte. Ci sarà un problema da affrontare, sarà grave e preoccupante. Abbiamo detto le imprese, ma senza dimenticare per tutto il settore del turismo invernale, dagli hotel agli impianti di risalita, dove i costi dell'energia rischiano di lievitare, e quindi con uno scenario ancora più preoccupante, legato proprio a questa voce importante per il PIL regionale, che è quello proprio del turismo. Ma infatti è uno tsunami, coinvolge tutti. È chiaro che noi in particolar modo siamo preoccupatissimi per la stagione invernale, perché gli alberghi, i ristoranti, i negozi, i parrucchieri, chiunque non possono più andare avanti se non faturano, e non faturano a pieno ritmo. Non basta più come dire, arrivare a quella che viene detta a una patta aziendale, non basta più, perché adesso iniziamo a creare debiti in azienda, il cash flow non c'è più
i margini non ci sono più, il costo dell'energia a dire poco è triplicato, per cui se non ci saranno interventi immediati, noi non possiamo aspettare un nuovo governo, noi abbiamo bisogno di interventi immediati, questo è chiaro e spero sia chiaro soprattutto al governo Draghi, su cui noi imprenditori insomma ci auspichiamo sappia in questi 2 mesi comprendere e capire che le scelte vanno fatte adesso, non dopo. Perché i sacrifici che vengono chiesti non bastano, già sono stati fatti tanti sacrifici dalle famiglie e dalle imprese durante la pandemia, adesso non si può pretendere oltre e quindi è necessario un intervento del governo uscente, di quello che poi verrà, e tra poco parleremo anche poi delle elezioni. Presidente, però dalla Marca Trevigiana, ma non solo, si alza una voce di rivolta, mi passi questo termine anche forte, da parte di alcune associazioni che paventano quella che vuole essere una disobbedienza fiscale di fronte a bollette anche quintuplicate. La proposta è quella di non pagarle. Allora io mi permetto di dire, non è che non possiamo andare oltre, siamo già oltre, per questo noi chiediamo interventi immediati. La disubbidienza fiscale, certo, come dire, siamo tutti tentati, però io temo che non sia questa la soluzione. La soluzione è che si capisca che non c'è tempo ad aspettare, si metta subito a mano ai prezzi dell'energia. È l'unico modo. In Gran Bretagna, che sta vivendo una situazione più o meno simile, questa è una strada che viene battuta, quella della disobbedienza fiscale, che sarebbe anche forse la prima volta portata. Tante volte lo sentiamo dire, ma poi nell'effettivo non viene fatta nel nostro paese, non c'è mai stata questa unione. Secondo lei non è la strada da percorrere perché non porterebbe a nulla, anzi rischierebbero gli imprenditori? Ma io temo di sì. Poi sono scelte complicate e difficili. Io mi auguro e auspico che, ripeto, che questo governo, che comunque è un governo che può ancora far fronte a quello che è il tema principale, lo faccia e lo debba fare. Ho l'impressione che comunque gli altri partiti hanno quasi la speranza che Draghi lo faccia, perché altrimenti il problema arriva a chi governa dopo. Per cui sinceramente per una volta tutti insieme e subito, senza aspettare. Poi la disobbedienza, certo, se non ci saranno risposte, cos'altro fare? Però non è la soluzione. È una soluzione, è un tamponamento, ma non è la soluzione. Le aziende italiane sono aziende che possono e devono continuare a competere sui mercati europei e internazionali. Dobbiamo anche guardare cosa fanno gli altri paesi e metterci in linea, perché noi non possiamo competere con i prezzi di paesi che comunque pagano l'energia già oggi meno dell'Italia. E chi governerà dopo ha detto, c'è stato un taglio dei parlamentari che in qualche modo ha tolto voce alla montagna, Presidente? Ma questo è un dato di fatto ormai, però io credo e auspico che i pochi o l'unico parlamentare che sarà eletto si prenderà in mano la responsabilità su questo territorio, perché noi incalzeremo chiunque, non possiamo essere lasciati soli. Comunque io sono molto molto delusa dalla politica, perché in provincia di Belluno nessuno è venuto a parlare con i bellunesi, a spiegare il programma, e soprattutto sono meravigliata perché questa è una delle province più industrializzate d'Italia, per cui sinceramente fa capire quanto poco i politici siano interessati, e mi dispiace dirlo, al benessere dei territori, ma sono assolutamente solo preoccupati di salvarsi la solita poltrona. Il messaggio però che lei lancia è chiarissimo, cioè noi non molleremo, anche se sarà poco rappresentata, la nostra voce delle associazioni si farà sentire sempre e comunque su quelli che sono i bisogni della montagna. Ma lo faremo assolutamente, e sicuramente le associazioni di categoria e il territorio dovrà essere una voce unica, perché questo poi in realtà è quello che ci serve. Abbiamo le Olimpiadi che vengono avanti, per cui abbiamo la speranza che comunque sappiamo che il territorio in questo momento è un territorio che molti guardano, purtroppo non perché siamo in montagna, ma perché ci sono le Olimpiadi. Ecco, i bellunesi, la provincia di Belluno deve veramente giocarsi le Olimpiadi,
pensando non ai giochi ma al proprio futuro. Questo è fondamentale e importante, e io mi auspico che una volta superate queste elezioni di rivedere qualcuno nella provincia di Belluno e che venga ad affrontare i temi della montagna, che sono tanti e sono diversi. Futuro che passa attraverso i giovani, Presidente. Ieri si è concluso il primo ciclo delle Dolomiti Summer School. Com'è andata? Ma è andata benissimo, guardi, una grande soddisfazione. Ragazzi di 17-18 anni, non solo della provincia di Belluno, hanno affrontato questa Summer School con timidezza i primi giorni. Ieri davano già i voti ai professori. Ragazzi preparati, ragazzi che non hanno paura dei sacrifici, ragazzi che guardano oltre e soprattutto vogliono scegliere liberamente quale sarà il loro futuro. Qualcuno mi ha chiesto: ma come mai Confindustria si interessa così tanto di università? È vero, noi siamo interessati agli ITS che stanno andando molto bene, siamo contenti, c'è ancora tempo per iscriversi, ma siamo interessati anche alle lauree, diciamo quelle più storiche, medicina, ingegneria, giurisprudenza, perché un territorio che ha una manifattura come quello della provincia di Belluno deve avere tutti i servizi, e i servizi passano attraverso le competenze, le lauree di questi giovani e la meritocrazia. Ecco, ieri io ho avuto una grande soddisfazione nel vedere che questi ragazzi ci hanno creduto, ma soprattutto che in loro c'è ancora l'entusiasmo. Presidente, ascoltiamo insieme quella che è stato una sorta di intervista insieme a lei di Pierantonio, uno studente della sezione economica dell'Istituto Catullo, che ha saputo della Summer School dal padre come opportunità proprio per pensare al suo futuro, perché Pierantonio ha detto a lei, Presidente, in quarta uno vede l'università ancora lontana, però è il momento di ragionare su quello che sarà la mia strada. Allora sentiamo Pierantonio. Io provengo da una famiglia di medici, mio zio è medico, mia zia pure, mio nonno era medico, mio padre in realtà è un agente immobiliare, e mi ha affascinato molto questa cosa del poter scegliere io la mia strada. La libertà, sì, per un ragazzo è molto importante la libertà di viaggiare, di scoprire cose nuove, di vedere anche da punti di vista differenti. Ad esempio, non so, io prima di partecipare alla Summer School ho partecipato all'Erasmus, ho fatto 30 giorni in Irlanda dove ho fatto alternanza scuola-lavoro e ho avuto modo di affacciarmi a una realtà, non dico completamente diversa, ma quasi, a quella italiana, soprattutto nel fattore del linguaggio. Perché lì gli unici che parlavano in italiano erano i miei compagni di stanza, poi il resto io ho parlato solo inglese. E lì è stato molto utile anche... Cioè i ragazzi che vengono da altre nazionalità intendi? No, in questo caso venivano da diverse scuole del Veneto, principalmente del bellunese, sì. E da lì si riunivano. Ognuno sceglieva la propria preferenza, uno preferiva andare a Dublino, io sono stato a Letterkenny che si trova sul nord dell'Irlanda, e da lì ci siamo incontrati. E grazie a questo anch'io ho avuto modo di pensare a questa cosa dell'università in modo più concreto, avendo un'idea più tangibile in questo caso. E nel momento in cui sono tornato in Irlanda e mio padre mi fece sapere di questo corso, diciamo questa Summer School, mi sono detto perché no? E tu cosa vuoi fare? Allora, il mio sogno sarebbe diventare un agente immobiliare, però prima di diventarlo vorrei avere una visione del mondo che mi permetta di capire meglio ciò che vedo. E in questo caso io pensavo di scegliere economia finanziaria in questo caso. Economia finanziaria e giurisprudenza, che secondo me per l'ambito in cui io vorrei lavorare sono abbastanza importanti. Niente da togliere anche alle altre, però nel mio caso diciamo che preferirei queste due. E secondo te un agente immobiliare quante lingue deve parlare? Allora, diciamo che in questo caso dipende sempre dalla zona in cui si lavora, però dal mio punto di vista e anche vedendo nel settore di mio padre come si stanno evolvendo le relazioni anche con l'estero, direi un minimo di 4 lingue per stare sicuri. 4 lingue.
tra cui le più importanti come ad esempio inglese. Se si parla di Italia, in questo caso inglese, tedesco, spagnolo e soprattutto italiano. Queste sarebbero le 4 lingue principali che secondo me bisognerebbe sapere almeno nel settore immobiliare italiano. Poi dipende sempre dai punti di vista di qualcuno. Io ad esempio vorrei interfacciarmi anche ad altre realtà e andare a lavorare anche in altri ambiti in questo caso. Presidente, la buona gioventù che si interroga sul proprio futuro anche con obiettivi importanti di un certo livello che punta sull'istruzione, sulla formazione, sulla conoscenza del mondo. Guardi, ieri io ho parlato con tutti i ragazzi perché ho fatto loro delle domande, mi sono un po' sostituita ai giornalisti. È stato veramente interessante e soprattutto quanto poco parliamo dei giovani, quanto poco li conosciamo. Perché questi 10 ragazzi ieri, attenzione, tutti 17-18 anni, non ce n'era uno che non sapesse cosa voleva fare. Hanno sicuramente detto che la Summer School li ha aiutati o a confermare le loro idee o a capire che devono approfondire, ma hanno tutti grandi ambizioni e questo mi ha lasciato, ma grandi ambizioni come dire, con un'umiltà che ieri ho veramente capito che i giovani non sono ascoltati e che questo forse è uno dei più grandi errori che stiamo facendo tutti noi. Giovani che vanno ascoltati anche in vista delle Olimpiadi, ma anche per tutto quello che è il grande tema delle infrastrutture che riguardano il vostro territorio. Assolutamente. Come ho detto, quella delle Olimpiadi è una sfida che va oltre le Olimpiadi per il territorio bellunese. È una sfida per il futuro della provincia, ma non per il futuro che riguarda è il futuro dei prossimi 50 anni. E soprattutto dobbiamo far capire che le Olimpiadi non sono solo Cortina. Cortina è la nostra perla, ma intorno a Cortina c'è una provincia che è ricca di paesaggi stupendi, possiamo fare investimenti. Il nostro problema sono forse i nostri vicini di casa che riescono a fare tutto molto più facilmente di noi. Ecco, ci devono essere interventi a fondo perduto su questo territorio. Dobbiamo trattenere i giovani e dobbiamo assolutamente pensare che questo territorio vale non meno degli altri, a mio avviso ha dei valori aggiunti. Ecco, dobbiamo iniziare a capire come sviluppare questi valori. Territorio che ha bisogno di risposte, dicevamo prima, per le infrastrutture, perché anche quest'estate abbiamo visto scene di code, di rallentamenti, traffico in tilt che non possono ripresentarsi di fronte agli occhi del mondo nel 2026. Le infrastrutture sono il nostro cruccio, lo sappiamo, e veramente speriamo che adesso, come spesso succede in Italia, no? All'ultimo momento ci si mette in moto e si riesce e si arriva. Ecco, io mi auspico questo, chiedo al Presidente della provincia Padrin di impegnarsi, come d'altronde sta facendo, in prima persona, però cerchiamo di incontrarci e di, come dire, pretendere è una brutta parola, non è una pretesa, è un dovere nei confronti di questo territorio e dico attenzione, la brutta figura semmai non la fa la provincia di Belluno, lo fa il sistema paese e la politica. Presidente, grazie davvero per il suo intervento, abbiamo toccato insieme a lei tanti temi d'attualità, molto importante questa sua analisi. Grazie a Laurent Berton, Presidente Confindustria Belluno Dolomiti, buon lavoro e torneremo presto ad aggiornarci. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Presidente, adesso noi ci fermiamo, abbiamo qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con la cronaca, i nuovi collegamenti e poi andremo anche al Lido di Venezia per la mostra del cinema. A tra poco. Rieccoci in diretta, abbiamo parlato prima con la Presidente Berton di caro bollette, di prezzo dell'energia alle stelle. Adesso arriva l'allarme del Ministro per le politiche agricole Stefano Patuanelli, intervenuto questa mattina durante sveglia Trieste. Il Ministro ha detto c'è il rischio di ritrovarsi con poco cibo a tavola se i costi delle utenze di gas ed energia elettrica continueranno ad essere così pesanti.
I prezzi di gas ed energia elettrica alle stelle hanno ripercussioni sulla filiera agricola e alimentare. L'allarme è lanciato direttamente dal ministro alle politiche agricole Stefano Patuanelli, che di fronte all'urgenza del momento mette in luce i grossi problemi a cui andranno incontro molti imprenditori del settore. Io sto affrontando un tema delicatissimo, legato ovviamente al mio dicastero. Molte aziende ci stanno dicendo: noi non raccoglieremo a settembre perché raccogliere e produrre ci costa di più che lasciare il prodotto agricolo in raccolta in campo. Questo però porterà a un problema di prodotto, a una quantità di prodotti agroalimentari inferiore e quindi a una difficoltà di accesso al cibo. Ci stiamo parlando di questo tema. Di fronte a tutto questo Patuanelli guarda allo Stato e all'Europa, gli unici che al momento, nel breve periodo, possono intervenire a coprire i costi delle bollette. Nel ragionamento a medio-lungo raggio, invece, l'obiettivo è spingere sulle rinnovabili e l'ipotesi di un tetto al prezzo di energia e gas di matrice nazionale. O non ce ne accorgiamo, facciamo finta di niente, ma il nostro paese avrà delle grosse difficoltà, oppure bisogna operare immediatamente per sostenere le imprese a pagare le bollette. Ci deve essere un forte intervento dello Stato e l'Europa deve consentirci di farlo o attraverso una tranche di debito comune o garantendo che l'eventuale scostamento di bilancio e il maggior debito che l'Italia fa per sostenere famiglie e imprese sia coperto dalla BCE, perché altrimenti noi rischiamo davvero di perdere totalmente delle catene produttive, delle filiere. Le soluzioni sono certamente un intervento immediato di sostegno economico e una serie di provvedimenti che servono a calmierare i prezzi, che vanno da un price cap a livello europeo sul gas, allo scanciamento del prezzo dell'energia elettrica al prezzo del gas. Io credo che si possa e si debba, come avevamo proposto da tempo, prevedere anche un price cap interno nazionale. E un allarme simile in qualche modo arriva anche dal mondo dei farmaci, con l'allarme di Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, che dice che la situazione è grave. Le aziende farmaceutiche stanno affrontando non solo l'incremento del costo di energia e gas, ma anche un aumento di materie prime e di costi di packaging, unita all'inflazione e alla svalutazione dell'euro. Tutto questo sta diventando insostenibile e molte imprese sono a rischio chiusura. Questo significa farmaci che rischiano di venire meno. Torniamo alla cronaca, poi questi temi naturalmente torneranno in primo piano con i nostri ospiti. Avremo Cristian Ferrari della CGIL e poi più tardi, come annunciato, anche un confronto tra alcuni candidati alle prossime politiche. Saranno anche questi temi che verranno dibattuti. Torniamo, come detto, alla cronaca, andiamo a Vicenza, dove un automobilista ha sbattuto contro una aiuola spartitraffico lungo la strada Marosticana, poi ha proseguito perdendo sull'asfalto olio sul quale è scivolato un ciclista. La polizia locale lo ha identificato grazie alle immagini della videosorveglianza. Un effetto domino, quello dell'incidente avvenuto in strada Marosticana. La donna alla guida di un'auto ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro l'aiuola spartitraffico, ma anziché fermarsi e segnalare la perdita d'olio dal suo veicolo, si è allontanata dal luogo dell'incidente. Subito dopo una ciclista è scivolata sulla chiazza oleosa riportando lievi lesioni. I fatti sono avvenuti martedì all'incrocio tra strada Marosticana e Ponte dei Carri. Intervenuti gli agenti della polizia locale hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, riuscendo ad individuare il veicolo responsabile del sinistro e a risalire alla conducente. La donna di 24 anni ha ammesso i fatti, è stata sanzionata per la perdita di controllo del veicolo e il danneggiamento dell'aiuola con una multa di 84 euro. Dovrà anche rispondere dei danni provocati. A Sottomarina, maxi sequestro di cibi non tracciati e mal conservati nei ristoranti e poi multe a raffica. L'esito delle ispezioni di agosto dei carabinieri di Chioggia.
Alimenti non tracciabili, multati 2 chioschi, spiaggia e un bar a Sottomarina è l'esito dei controlli effettuati dai carabinieri di Chioggia nelle ultime settimane. Le sanzioni sul lungomare e in viale Mediterraneo nel corso di una serie di ispezioni in cui è stato trovato complessivamente 1 quintale di alimenti non tracciabili e conservati in pessime condizioni nonostante fossero destinati al consumo finale. Si tratta di prodotti ittici, tra cui ostriche, tonno, gamberetti e filetti di pesce, assieme a salumi, carne mista, formaggi, dolci e verdure, tutto sprovvisto di etichettatura utile a stabilirne l'origine e la provenienza, rendendo quindi anche impossibile la tracciabilità di filiera. I generi alimentari del valore commerciale complessivo di quasi 20.000 euro sono stati sequestrati e avviati allo smaltimento, ad eccezione delle vongole rigettate nelle acque lagunari per il ripristino del ciclo vitale. Le sanzioni imposte a ognuno dei titolari vanno dai 1.500 ai 3.000 euro. Ancora vandali nei campi della Marca trevigiana, tagliate nella notte di sabato 150 piante di kiwi e danneggiato l'impianto di irrigazione di un'azienda agricola. Siamo nel Montebellunese, danni stimati per circa 10.000 euro. Domenica mattina vengo sui campi, ho trovato la sorpresa e hanno tagliato tutto. Insomma, non so neanche il motivo, non so niente, non so neanche il perché hanno fatto questo. È senza parole Giuliano Piovesan. Si chiede il perché di un gesto tanto sconsiderato ma non trova risposta. Nessuna traccia che possa far risalire al colpevole. Se sapessi buttare il dito, ma non posso perché non lo so. Ma l'agricoltore non ha dubbi. La gente vecchia come non tagliato. Gente sapeva tagliare, sapeva fare danno, non era una bravata da giovani. Piante di 1 anno che il prossimo avrebbero cominciato ad essere produttive. Ora bisognerà aspettare perché delle nuove piante ricrescano, ma i danni sono cospicui. Tra tubi dell'acqua e piante attorno ai 10.000 euro. Ho chiamato su i carabinieri, hanno fatto certificato tutto e adesso indagine fanno loro, insomma non lo so. Anche perché appunto sono tutti campi, quindi... Non ho nessun confinante, sono tutta proprietà mia, però non so il perché. Costretto a mettere in atto nuovi provvedimenti come l'installazione di telecamere per fare in modo che atti del genere non accadano ancora. Resta comunque la rabbia e la paura di andare ogni giorno nel proprio campo per timore di trovare altri danni. Non è giusto, non è giusto. No, non si può vivere così, non si può. A Vicenza si conta almeno un furto di biciclette al giorno e così parte il servizio di marcatura. Per quello c'è questa bicicletta qua, perché continuano a fregare, per me, almeno se me la rubano non piango, quella bella la tengo a casa per andare in giro. Sì, tante volte, 2 volte. Sono stato anch'io oggetto di furto, che sia chiaro questo. Sì, però è così, si cerca di comprare dei buoni lucchetti e si cerca di stare attenti. Poi, detto ma non c'è certezza, diceva Lorenzo Magnifico, giusto? Ecco. Quante volte gliel'hanno rubata? Una. Basta e avanza. Lei la lega con la catena? Anche 2, una avanti, altra dietro. E lo stesso ruba. A loro è capitato e i dati su Vicenza parlano di almeno un furto di biciclette al giorno, basandosi solo sulle denunce che arrivano alla polizia locale. E ritrovarle diventa un problema. Per questo è nata una piattaforma online in cui il proprietario della bicicletta può creare una dichiarazione di proprietà delle 2 ruote inserendo dati utili a ritrovarla. Si chiama Marcatura Bici, il nuovo servizio, Vicenza tra i primi comuni ad adottarlo, che consente di registrare la propria bicicletta senza moduli cartacei. In caso di furto o smarrimento, il sistema permette di rintracciare il proprietario essendo il database disponibile a tutte le forze di polizia. Inoltre la bicicletta non sarà più identificata tramite codice fiscale del proprietario, ma tramite un codice alfanumerico legato quindi al mezzo, rendendo più agevole la vendita o la cessione della bici. La registrazione avviene tramite SPID o carta d'identità elettronica e una volta caricati online i dati della propria 2 ruote basta recarsi in uno dei bici park della città per la marcatura. È il momento di aprire la finestra sulla mostra del cinema di Venezia. Oggi è la giornata del primo film italiano in concorso. Buongiorno al nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Francesca, a te e ai nostri telespettatori. Allora, l'Italia che è oggi protagonista di questa seconda giornata di fatto della mostra del cinema.
L'Italia è grande protagonista, ci troviamo in questo momento proprio sulle Dark, davanti ad Arsenal del Casino, dove tra una ventina di minuti è atteso il regista Luca Guadagnino, che porta il suo film, il primo film italiano, il primo titolo italiano in concorso, con un cast davvero stellare, tra cui spicca ovviamente Timothée Chalamet, l'idolo delle giovani generazioni, amatissimo anche in Italia, ma negli Stati Uniti e in tutto il mondo. C'è tantissima gente da mezz'ora che è in attesa vicino a Ernestine e spera di poter scorgere lo sbarco, tantissimi cinefili, curiosi, per cui la mostra oggi cala subito uno dei suoi assi. Ieri sera c'è stato il passaggio sul red carpet di Kate Blanchett, che ha avuto un ottimo riscontro in stragrande, rivestendo i panni della direttrice d'orchestra, ma oggi occhi puntati, attenzione puntata appunto su Luca Guadagnino. Il concorso, come aveva già detto il direttore Alberto Barbera, sta già regalando le prime sorprese. A Venezia è davvero, questa possiamo chiamarla l'edizione della rinascita, perché dopo momenti, 2 anni difficili di restrizioni, per fortuna è tornata la normalità. La mascherina, come abbiamo detto anche ieri, non è più obbligatoria, anche se la Biennale consiglia di indossarla durante le proiezioni, ma c'è soprattutto il red carpet aperto al pubblico, una grande attesa, una bella novità di Venezia di quest'anno. Poi, Francesca, entriamo ovviamente da questa sera un po' nel weekend, che da sempre è uno dei momenti clou di ogni festival, perché le presenze decuplicano e per cui si aspetta davvero un grande weekend. Nel pomeriggio segnalo anche il regista Abel Ferrara qui al Lido con il suo film su Padre Pio. Ma a proposito di attori e registi emergenti, vediamo, se sei d'accordo, il servizio che abbiamo preparato sul secondo film in concorso alle giornate degli autori. È nato questo film e cosa significa per voi portarlo qui a Venezia? 这个是我疫情之后第一次来参加电影节。 Allora, questo è il primo film dopo la pandemia, il nostro primo film dopo la pandemia. Abbiamo deciso di venire a Venezia perché ci piace questo posto e ci piace l'atmosfera e riteniamo che anche per la nostra protagonista e per il nostro film, insomma, possa essere un buon auspicio. E poi una cosa invece che ha sottolineato il regista, dice che il nome invece del nostro film, che allora in inglese è Stonewalling, ma in cinese è Shimen, significa, diciamo, ha usato le stesse parole di un film di Kurosawa che aveva ottenuto in passato il premio. Il film in giapponese si chiama La Showman, quindi ha usato gli stessi caratteri cinesi di questo film, ricordando questo film di Kurosawa. E cosa vi aspettate da questa visione, da questa presenza qui a Venezia? 我现在还在 In realtà non saprebbe dire che speranza particolare abbia, che cosa si aspetti. È contenta così, è contenta di essere qui, sono contenti di essere qui, di poter parlare con tutti senza usare la mascherina. Per loro è già un grande successo. 因为我们的片子也是这个女孩子是她每次想去 Perché anche nel film la protagonista ha avuto moltissimi problemi e non è riuscita a realizzare le cose che lei voleva realizzare. Io invece, per me, poter parlare qui con voi, appunto senza neanche l'ausilio della mascherina, per me è già abbastanza. Ultimissima, se doveste presentare e raccontare il film in 2 parole, voi a chi magari ovviamente non l'ha visto, come lo sintetizzereste? Diciamo che ha sintetizzato la storia dicendo che questa è la storia di una studentessa di università che si trova di fronte a dei problemi reali della vita.
per concludere, ha detto che la protagonista si trova in difficoltà e non riesce a superarle, ma è un messaggio anche di speranza che arriva dal film? 希望 In realtà c'è il messaggio positivo e di speranza è proprio nel comportamento di questa ragazza che, nonostante le difficoltà, continua a non perdersi d'animo, non si perde d'animo e diciamo affronta con una speranza per l'avvenire tutte le difficoltà. Forse noi non ce ne accorgiamo perché ha dei movimenti, ha dei comportamenti e dei movimenti molto lenti, però in realtà questo è il messaggio del film. Eccoci, quindi abbiamo sentito un messaggio di speranza che è un po' anche la cifra di questo festival, il 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Sembra un film scritto proprio vedendo questi tempi, nel senso che le difficoltà ci sono, ma c'è anche la voglia di ripartire. A questo proposito, Francesca, ricordiamo che un po' il compito della Mostra di Venezia, ma di tutti i festival in generale, è quello di poter promuovere le sale cinematografiche. Molte volte in questi mesi, anche nei nostri telegiornali, nei nostri notiziari, nei nostri servizi, abbiamo raccontato delle difficoltà di queste sale che anche per la pandemia sono state messe in ginocchio. Diciamo che la pandemia ha accelerato un po' tutti quelli che erano già in atto processi degli schermi, delle sale classiche che vengono un po' messe in secondo piano rispetto ai nuovi pubblici, al fronte informatico, a tutte queste nuove piattaforme. E proprio a questo riguardo è partita qui da Venezia la campagna Cinema in Festa, 2200 sale in Italia che apriranno le loro porte dal 18 al 22 di settembre per 5 anni, una volta in giugno e una volta in settembre, a tutto il pubblico a un prezzo super contato di €3,50, quindi un po' un incitamento a frequentare le sale, a sostenere un settore importante. Se sei d'accordo, lancerei il ministro Dario Franceschini che parla a proposito di questa iniziativa, e se non hai domande saluto te e i nostri telespettatori. Grazie Lorenzo Maier. Vedersi un film a casa da soli, magari anche in un bel televisore, è una cosa completamente diversa da vederlo insieme in una grande sala cinematografica con un grande schermo, un'esperienza collettiva che arricchisce tutte le persone. Per questo è importante che le sale tornino a vivere. Il Cinema in Festa punta a questo: riavvicinare i giovani alle sale, fare capire che sono un grande luogo di aggregazione sociale di cui le città e i comuni hanno bisogno. Le parole del ministro Franceschini sull'importanza delle sale cinematografiche. Ringrazio Lorenzo Maier per gli aggiornamenti dalla Mostra del Cinema di Venezia, e adesso mi sposto a Padova con la nostra Valentina Visentin, perché si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione del meeting internazionale di atletica che sarà in scena domenica a Padova. Buongiorno Valentina. Buongiorno Francesca, sì, numeri e nomi importanti per questa 35esima edizione del meeting internazionale di atletica Città di Padova. Alcuni dei nomi più importanti e ce li svela proprio il presidente di Assindustria Sport, Roberto Gasparetti. Sì, buongiorno a tutti. Partendo dai nomi che sono proprio la punta di un meeting che è fatto da tantissimi atleti di fama nazionale e internazionale che rappresentano più di 30 paesi distribuiti nel mondo. Parto dal numero delle medaglie. Complessivamente ci sono circa 100 medaglie tra medaglie olimpiche e medaglie dei campionati mondiali di atletica. Abbiamo alcune stelle assolutamente di prima grandezza che tutti conoscono. Parlo ad esempio dei leader della velocità, De Grasse da una parte e Richardson per la parte femminile. Poi Ruggero Pertile, che è qui con me, che è il direttore tecnico dell'Industria, con i suoi colleghi atleti top, che ha anche la confidenza per poter aggiungere delle qualità che hanno. La cosa importante è che questo meeting è un meeting che intanto si rivolge a tutti, dai bambini fino agli atleti top. Ci saranno delle gare dedicate ai giovani, ci saranno delle gare dedicate agli atleti paralimpici.
paralimpici, e questo a significare che è uno sport che è fatto di un'elite, ma per arrivare all'elite ci vuole la vita quotidiana della fatica degli allenamenti, che parte fino dal settore giovanile. Quindi pensiamo che questo meeting metterà tantissimi nelle condizioni di capire quanto bella è l'atletica, quanto bello è lo sport, e cerchiamo di avvicinare a questo sport straordinario il maggior numero di ragazzi. Quanto è bella l'atletica e lo sport ce lo dice anche il direttore tecnico di Assindustria Sport, ma prima atleta, campione, maratoneta, Ruggero Pertile. È anche un modo per attirare nuove leve, perché molti di questi eventi ci saranno tanti bambini come spettatori. Certamente, infatti aspettiamo tantissimo pubblico, non solo quello adulto ma anche quello giovanile, e apriremo proprio il pre-meeting con le gare giovanili, quindi spazio ai ragazzi cadetti che faranno gli 80 metri, poi ci sarà in memoria David Citarella, che è un ragazzo prematuramente scomparso, delle Fiamme Oro, e quindi faremo una gara riservata alla categoria allievi per quanto riguarda il giavellotto. E poi spazio alla FISPES, spazio al mondo degli amatori e spazio all'Under 23, dove vedremo dei nostri migliori atleti che gareggeranno e potranno anche così emulare i grandi campioni. E allora questi sono i numeri. A Padova l'appuntamento domenica 4 settembre allo stadio Colbacchini, e da Palazzo Moroni è tutto. Restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, grazie ai suoi ospiti per averci presentato questo appuntamento con l'atletica, questo meeting internazionale domenica a Padova. Restiamo a Padova, ma cambiando argomento, perché si segnala il primo caso di arbovirosi o dengue in città. Al via da ieri sera i trattamenti, che saranno ben 3. Intanto un altro caso di West Nile a Brusegana, 2 le ordinanze del sindaco. L'ULSS 6 lo ha comunicato al comune nella tarda serata di mercoledì. Il caso di dengue riguarda un residente del centro storico rientrato da un viaggio in Nepal e che ha accusato i sintomi nello scorso fine settimana. È in ospedale ma non è grave. I trattamenti adulticidi sono iniziati giovedì alle 21 in via Cavour per un raggio di 200 metri dalla casa del contagiato e proseguiranno venerdì e sabato negli stessi orari. Interessate anche alcune attività commerciali, informate allo scopo da Protezione Civile e Vigili Urbani. Tra le varie prescrizioni viene ordinato ai cittadini di chiudere le finestre e le porte e sospendere i sistemi di ricambio dell'aria. È opportuno ricordare che il virus dengue viene trasmesso dalla zanzara tigre, attiva anche durante il giorno, a differenza della febbre West Nile, il cui insetto vettore è la zanzara comune, attiva sera e notte. E un nuovo caso di West Nile è stato rilevato in via Lister a Brusegana. Come per i casi precedenti, la disinfestazione straordinaria scatterà alle 23:50 di venerdì 2 settembre e durerà 4 ore. L'intervento adulticida verrà svolto in un raggio di almeno 200 metri dal luogo dove si è manifestato il contagio. I cittadini, come nelle altre occasioni, sono invitati a tenere le finestre chiuse, a portare all'interno gli animali domestici e a proteggere con teli gli orti e le eventuali piante commestibili presenti in terrazze e giardini, oltre a prestare la massima attenzione nel non lasciare ristagni d'acqua dove le zanzare possano depositare le uova. Dal lunedì abbiamo concordato con l'ULSS, che si occupa di questioni sanitarie e ci dà le indicazioni su come effettuare la disinfestazione. Inizieremo con la disinfestazione straordinaria in tutti i luoghi sensibili, i parchi, impianti sportivi, canali, RSA, tutti i luoghi sensibili dove si possono concentrare un numero elevato di zanzare e un numero elevato di persone magari fragili, per iniziare con una disinfestazione straordinaria. Prima, parlando del caro energia, vi ho detto che allo studio del governo ci sono varie misure, tra queste anche la settimana corta a scuola con il sabato a casa, proprio per risparmiare energia elettrica negli istituti. Intervengono i genitori di priorità alla scuola, che dicono si può parlarne ma non a 10 giorni dall'avvio delle lezioni. Questa proposta che arriva così a 10 giorni dall'inizio dell'anno scolastico e senza alcun coinvolgimento di insegnanti, studenti e famiglie, come tra l'altro dimostra l'incontro che ci sarà in provincia con i soli dirigenti scolastici, ci lascia un po' bigottiti, insomma ci cadono le braccia, no? Ancora una volta
davanti a una situazione di particolare difficoltà, a dover fare i salti mortali dovrebbe essere ancora una volta la scuola. 4 mesi di chiusura e didattica a distanza a Singhiozzo da marzo a giugno 2020, una scuola in presenza con le superiori di fatto quasi sempre in DAD nell'anno scolastico 2020-2021. 9 mesi in classe con le mascherine e con attività ridotte nell'anno scolastico 2021-2022. Non ci stanno i genitori di priorità alla scuola, la pandemia quasi alle spalle, a sentir parlare di settimana corta, 10 giorni dall'inizio delle lezioni e senza neppure essere stati invitati al tavolo convocato in provincia per l'8 settembre con i dirigenti scolastici. Se poi dovessero invitarci a questo incontro avremmo modo di comunicarlo direttamente anche agli enti che questa proposta la stanno avanzando. Certo è che trovare un escamotage di questo tipo per far fronte a quello che è un problema di fatto strutturale degli edifici scolastici non è una cosa che possiamo digerire. Sul fronte del risparmio energetico serve parlare seriamente di quel capitolo ristrutturazione degli edifici che più volte le famiglie hanno chiesto di affrontare. Nel frattempo, di tempo pieno, non di settimana corta, si può parlare, ma non a ridosso del 12 settembre. Noi, appunto, ripeto, siamo favorevoli non tanto alla settimana corta quanto al tempo pieno, ma per una questione anche educativa e pedagogica, non di risparmio in bolletta. Certo ci sono delle difficoltà empiriche, no? Quest'anno a Padova ci sono stati istituti che non hanno potuto avviare il tempo pieno per la mancanza di insegnanti, perché questo significa avere più insegnanti, per cui quando noi chiediamo stabilizzazione e potenziamento del personale, quando noi chiediamo investimenti strutturali nel mondo della scuola, lo chiediamo anche per andare nella direzione del tempo pieno. Mentre si discute di settimana corta, a Lozzo a Testino il preside organizza il primo collegio docenti nel bosco. Yoga all'aria aperta, passeggiata nel bosco con abbraccio agli alberi. A Lozzo a Testino il collegio docenti è stato un momento di ritrovo per insegnanti organizzato dal dirigente scolastico Alfonso D'Ambrosio fuori dalle aule e nel contesto naturalistico dei colli. La singolare iniziativa è stata pensata dal preside abituato a progetti innovativi per migliorare la qualità del tempo trascorso a scuola. Il complesso scolastico di Lozzo a Testino, che riunisce anche le scuole di Cinto Euganeo e Vo, è conosciuto dai tempi durissimi della zona rossa durante i primi giorni della pandemia e per aver ospitato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo gli anni bui e difficili del Covid, per gli insegnanti era necessario un momento di respiro, un cammino nel bosco, metafora del cammino scolastico che si apprestano ad affrontare tra pochi giorni con il rientro in classe degli alunni. E allora continuiamo a parlare di caro bollette, caro energia, dell'autunno alle porte insieme a Cristian Ferrari della segreteria nazionale CGIL. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Subito così le faccio ascoltare un servizio della nostra redazione di Venezia con l'allarme lanciato dagli albergatori del litorale iesolano che annunciano la possibilità di terminare in anticipo la stagione estiva proprio per far fronte al caro bollette. Sentiamo, ma questo è uno dei tanti allarmi che stanno arrivando dalle tante realtà economiche del nostro paese. Sentiamo, poi lo commentiamo insieme. O chiudiamo o sicuramente ci saranno delle perdite gravose. Neanche il tempo di festeggiare l'estate d'uscita dal Covid, con presenze negli alberghi persino superiori al periodo pre-pandemia, che il turismo del litorale veneziano si trova a fronteggiare un'altra emergenza. L'impennata delle bollette è tale da sconsigliare il prolungamento di stagione, troppe spese. Un incremento energetico che varia sull'ordine del 300-350%, gas che sfiora 450-500% di aumento, con tutti poi gli aumenti correlati dai generi alimentari alle lavanderie, e questo ci preoccupa in maniera particolare perché non sappiamo come comportarci. È pur vero che la stagione è stata eccezionale, ma da entrambe le parti i ricavi
cresciuti e costi cresciuti ma in maniera esponenziale. Con picchi da tutto esaurito in molti fine settimana della parte centrale dell'estate, a Jesolo l'occupazione media degli alberghi da maggio ad agosto è stata del 75,4%, più 7% sul 2019. 38% di italiani, 45% di austriaci, tedeschi e svizzeri e un 12% dell'Est Europa. Ma le circostanze ora costringono a tirare il freno. Nella sola Jesolo operano 370 alberghi con 6.000 dipendenti e per loro, se si taglia un mese, salta anche la mensilità. Noi chiediamo sicuramente un aumento di quello che è il credito d'imposta. Su questi aumenti crediamo di rianalizzare quelli che sono gli extra profitti derivanti dal gettito IVA. Chiediamo degli aiuti che possano essere equiparati agli aiuti che sono stati dati nel periodo Covid, perché qui veramente si parla della sopravvivenza delle singole imprese e poi della località nel suo insieme. Sopravvivenza delle singole imprese. Ferrari, fa un po' specie questo annuncio, anche perché pensiamo, si arrivano da 2 anni di pandemia e pensiamo come gli albergatori cerchino di mangiare ogni giorno di sole, di estate, per poter far fronte a quelle che sono state le perdite legate all'epoca Covid, e invece ci si trova magari costretti ad anticipare la fine della stagione estiva, non a causa del meteo ma a causa di questi costi impazziti dell'energia. Insomma, è una situazione emblematica, ma come abbiamo detto non riguarda solo gli alberghi, ma riguarda un po' tutto il mondo economico e anche le famiglie. Beh sì, lo scenario economico e sociale con il mix inflazione, guerra, emergenza energetica è letteralmente esplosivo. Da mesi, per la precisione da aprile scorso, anche noi come CGIL abbiamo sollevato l'allarme e chiesto al governo interventi che fossero all'altezza della situazione, anche perché di fronte ad una situazione come questa di emergenza straordinaria, che è paragonabile forse solo all'inizio, alla fase più acuta della pandemia del 2020, servono risposte altrettanto straordinarie. Allora la politica italiana e quella europea risposero con uno scostamento di bilancio da 180 miliardi e soprattutto con le risorse del debito comune del Recovery Fund. Oggi la risposta dell'Unione Europea semplicemente non c'è, mentre quella del governo italiano è stata sinora assolutamente insufficiente. Poi, per carità, bene il PIL italiano positivo anche a sorpresa di questi mesi, ma guardate che è fondato su 2 elementi molto fragili e non di prospettiva. Da un lato il boom edilizio, l'onda lunga degli incentivi del 110% degli anni e dei mesi scorsi, e dall'altro questo boom turistico che si è consumato in questi mesi, ma vediamo quanto dura poco anche dai settori direttamente interessati. Oltre a questo ci sono già segnali in controtendenze negativi, pensiamo alla produzione industriale, alla nostra manifattura, a partire dalle imprese energivore che hanno tenuto fino adesso, ma fra un po' non saranno in grado di garantire un minimo di equilibrio economico di costi e ricavi. Abbiamo una domanda interna che langue. È vero che il PIL è tornato proprio in questi mesi di nuovo sopra i livelli del 2019, ma ad esempio i consumi interni delle famiglie sono ancora sotto del 4%. Abbiamo addirittura l'export che per la prima volta da 30 anni registra un saldo negativo con l'estero, ed era uno dei principali motori dell'economia italiana, di quella veneta in particolare, e abbiamo anche dei segnali negativi sul mercato del lavoro. Ieri l'Istat ci ha detto che a luglio sono calati di 22.000 per la prima volta in un anno i posti di lavoro, e soprattutto che c'è l'esplosione di una precarietà ormai fuori controllo. Ogni mese registriamo il record storico dei contratti precari e a termini. Alle condizioni date direi che le prospettive dell'autunno sono drammatiche. Recessione certa, razionamenti e crisi energetica, altro che va tutto bene Madama la Marchesa, per dirla con Cingolani e Draghi, un'inflazione fuori controllo. L'ARERA, che è l'autorità che presiede, sorveglia i prezzi, le tariffe, li stabilisce per l'energia, ci ha detto che nelle bollette prossime di ottobre ci sarà un più 100%, il raddoppio, e guardate, non rispetto ai livelli dell'anno scorso, ma rispetto ai livelli già insostenibili che abbiamo visto quest'estate. E questo fa presagire ricadute sul lavoro, i fermi, la cassa integrazione, le chiusure, i licenziamenti, ma soprattutto un drammatico e traumatico impoverimento delle condizioni delle persone. La realtà, mi scusi la brutalità, ma non è allarmismo, è realismo, è che fino ad oggi noi abbiamo avuto solo un assaggio di economia di guerra.
Ecco, direi che dopo la pausa estiva la misureremo, stiamo già iniziando a misurarla in tutta la sua intensità e gravità. Per adesso abbiamo visto solo alcuni primi timidi segnali di reazione con l'approvazione di questi vari decreti aiuti che si sono susseguiti in questi mesi, ma evidentemente non bastano. Siamo ancora ben al di sotto e ben lontani da ciò che serve. Avete già segnali d'allarme in vista della ripresa poi vera e propria effettiva delle aziende, di possibili fermo produttivo, se non addirittura chiusura di aziende proprio perché non si riesce a far fronte ai costi? I segnali si stanno moltiplicando soprattutto in queste ultime settimane in vista della ripresa e del nuovo picco di aumento dei costi dei beni energetici. Iniziano ovviamente i settori produttivi più direttamente interessati, a partire, come dicevo prima, dalle industrie più energivore, ma ormai la cosa si sta irradiando all'insieme del sistema produttivo. E allora il punto è questo: bisogna dare una risposta, non possiamo aspettare i tempi istituzionali della campagna elettorale, della composizione di un nuovo governo. Abbiamo bisogno di risposte ora, avremo bisogno a livello nazionale. Noi da febbraio diciamo uno scostamento di bilancio, perché la dimensione è tale che tu puoi affrontarla soltanto se attivi anche quella leva, oppure una manovra fiscale che chieda di più a chi è di più, a partire dagli extra profitti energetici, non solo delle imprese energetiche ma anche di altri settori che in questi 2 anni di pandemia, contrariamente alla maggior parte del sistema produttivo, hanno macinato record su record, dividendi su dividendi. Abbiamo il record storico di profitti delle quotate in borsa in questi mesi, mentre la gente si impoverisce, e quindi evidentemente da lì bisogna andare a prendere delle risorse per aiutare sia il sistema produttivo sia le famiglie, in particolar modo i soggetti e le condizioni più esposte. E poi a livello europeo un recovery fund esattamente nello schema che abbiamo visto durante la pandemia, cioè debito comune e misure comune e un tetto al prezzo del gas. Senza tutto questo noi rischiamo di finire in una trappola e di andare incontro a mani nude ad un impoverimento così rilevante e diffuso che determinerà una crisi economica e sociale particolarmente pesante. Io voglio sottolineare soprattutto potere d'acquisto e questione salariale. Serve sostenere il reddito delle persone, delle pensioni, i redditi fissi, serve farlo ovviamente con i rinnovi dei contratti, che non possono ovviamente non tener conto di questo aumento dell'inflazione, ma anche ad esempio attraverso la leva fiscale. Altro che flat tax e condono fiscale, mi scusi, ma semmai progressività e riduzione strutturale del carico sui redditi più bassi, a partire sotto dai 35.000. Poi abbiamo il tema, lo ripeto, degli extra profitti, perché a giugno è successo qualcosa di incredibile. Il flop dell'imposta è inaccettabile. Qui veramente bisogna intervenire e serve, noi proponiamo come CGIL altro che il 25%. Se sono extra profitti da speculazione si tassino al 100%, perché questo è un'altra leva per ricavare delle risorse. E poi, ripeto, a livello europeo e anche nazionale, se non si riesce in Europa, un tetto al prezzo del gas, perché davvero noi dobbiamo ripensare questo dogma del libero mercato che si autoregolamenta. Guardate, il mercato del gas di Amsterdam è stato tanto libero che ha creato un mostro, è diventato una specie di non lo so, un casinò dove si buttano fuori delle cifre improponibili. E poi, ripeto e concludo, il sostegno alle imprese, giustamente, come veniva chiesto prima, ma anche al lavoro. Finora si parla solo di imprese, che sono sicuramente un corno del problema, ma l'altro ancora più drammatico, ripeto, un impoverimento dei redditi fissi con conseguenza anche di caduta della domanda interna e quindi con una ricaduta negativa anche per l'insieme del sistema produttivo. Quanto poi alle imprese, noi dobbiamo difendere la nostra capacità produttiva in questa tempesta. Quindi CIG gratuita certamente a tutti, ma non basta, serve il blocco dei licenziamenti, esattamente come durante la pandemia, e serve un'integrazione a carico dello Stato della cassa integrazione che assicuri il 100% del reddito alle persone che saranno costrette a fermarsi, perché già ora con lo stipendio pieno fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, figuratevi con la cassa integrazione che, come è noto, comporta un taglio rilevante. Con meno di questo
l'autunno sarà davvero un autunno molto difficile, e su queste proposte, queste priorità, anche noi come sindacato, come CGIL, insieme alle altre organizzazioni sindacali, staremo in campo a partire dalle prossime settimane, perché, ripeto, non possiamo aspettare, dobbiamo agire subito. Ferrari, come legge lei quella che viene ormai ribattezzata come la disobbedienza fiscale, provocazione, sì, no, lo vedremo, lanciata da alcune associazioni, cioè di fronte a bollette anche quintuplicate non le paghiamo per lanciare un messaggio alla politica? La leggo come un messaggio propagandistico fine a se stesso e soprattutto come un messaggio sbagliato. Noi in questo momento non è liberi tutti, ciascuno si arrangi, anche perché vorrei far notare a coloro che lanciano questa disobbedienza fiscale, uno, che è contro la legge, e questo basta e avanza. Secondo, che ci sono alcune categorie, come i lavoratori dipendenti e i pensionati, che le tasse le pagano fino all'ultimo centesimo con ritenuta alla fonte e che non hanno nemmeno, tra virgolette, la scelta assolutamente inaccettabile di poter, diciamo, fare un'opzione di uscita dal prelievo fiscale. Quindi il punto è un altro, il punto è tutti quanti spingere perché il governo, questo, quello prossimo, ma già da ora, intervenga con misure appropriate. Qui non c'è da lanciare messaggi di disobbedienza, qui c'è invece da stringersi, evitare che venga meno anche la tenuta e la coesione sociale del Paese, e soprattutto c'è da chiedere a chi ha di più, a chi sta guadagnando di più, a chi sta meglio, di contribuire per cercare di tenere insieme questo Paese. Ci sono due allarmi che arrivano proprio oggi, uno del ministro Patuanelli che dice se i costi rimarranno così verrà a mancare il cibo sulle nostre tavole, dall'altro Farmindustria che dice le aziende che producono farmaci sono in forte difficoltà, la situazione è grave, rischiano di chiudere, cioè il rischio è che vengano a mancare i beni di prima necessità e quindi povertà e quindi tensioni sociali. È questo il grosso rischio all'orizzonte, se non si mette mano non domani, ora, subito. Sì, sono assolutamente d'accordo, è un po' brutale dirlo, ma la situazione è di questa gravità. Noi, non so come dire, non c'è una scelta, dobbiamo subito dare delle risposte, innanzitutto nell'emergenza, cercando di tutelare, ripeto, le persone e le imprese più esposte a questo tsunami che ci sta arrivando in testa, almeno per cercare di reggere e di non disperdere lavoro e capacità produttiva. Quando la disperdi tu poi non la recuperi più, e noi questo è il primo tema che attraverso anche quei provvedimenti che richiamavo prima, ma poi serve anche guardare alla prospettiva. Faccio un esempio sull'energia. Noi non possiamo tornare indietro alle fonti, diciamo così, da idrocarburi. Noi dobbiamo spingere ancora di più verso una trasformazione, una transizione ecologica anche del nostro sistema produttivo. Dobbiamo concentrare tutte le risorse sulle fonti rinnovabili. Dobbiamo incentivare e sostenere le imprese all'autoproduzione energetica attraverso questo tipo di fonte energetica. Insomma, bisogna guardare all'emergenza, ma con un occhio anche a dove vogliamo andare, anche perché solo le rinnovabili riusciranno a garantirci quell'autonomia energetica dell'Italia e dell'Europa, che poi diventa anche autonomia industriale, diventa autonomia economica e, permettetemi, diventa anche autonomia politica. Infine, mi permetta, c'è una precondizione di tutto questo, di cui nessuno parla e che invece rappresenta la vera, secondo me, urgenza e la vera priorità, ed è la pace in Europa. Dobbiamo fermare questa maledetta guerra in Ucraina. Serve subito un cessate il fuoco e serve che tutti si impegnino per una soluzione politica e diplomatica. Innanzitutto per salvare la popolazione civile che sta morendo sotto le bombe, al di qua e al di là del Dniepr, perché tutti sono sotto le bombe, ma poi perché guardate che le ricadute economiche, noi possiamo pensare ad ogni misura per tamponare questi effetti, ma la verità è che senza l'avvio di un processo di pace e di stabilizzazione in Europa, oltre a tutti gli aspetti umanitari, geopolitici, internazionali, non basteranno 10, 100.000 decreti aiuti, ristori, leggi di stabilità in grado di affrontare e superare questo tsunami. E quindi direi che questo è un impegno per la pace che serve anche a difendere, a migliorare le condizioni economiche e sociali di tutta l'Europa. Ultima domanda, Ferrari, come farà pressing sulla politica il sindacato in queste prossime settimane?
Beh, guardi, intanto noi lanceremo nei prossimi giorni, appunto perché la situazione è urgente e grave, non possiamo aspettare la giusta, legittima evoluzione dei processi e del quadro politico istituzionale, una mobilitazione di tutti i lavoratori e i pensionati in Italia. Inizieremo il 14 di settembre con una grande assemblea nazionale che faremo a Bologna di tutte le delegate e i delegati di tutti i settori produttivi, in cui lanceremo le nostre priorità e le nostre proposte anche per interloquire e per alzare un po' anche il tasso di qualità e di realismo di questa campagna elettorale che fino ad oggi è stata francamente deludente, per usare un eufemismo, ma soprattutto per indicare al prossimo governo, chiunque esso sarà, quali sono le proposte e le priorità delle organizzazioni sindacali e del mondo del lavoro. Allo stesso tempo abbiamo già programmato, e lo diciamo sin d'ora perché non dipende da chi vincerà le elezioni, una manifestazione nazionale l'8 di ottobre, esattamente un anno dopo l'assalto fascista alla sede nazionale della CGIL, che porterà a Roma milioni di lavoratrici, di lavoratori, di pensionati e di pensionati per dire al prossimo governo quale la legge di stabilità e la legge finanziaria per rilanciare e difendere il mondo del lavoro e quindi l'insieme dell'economia e del nostro Paese. Quindi sono due gli appuntamenti, Bologna e Roma. Sì. Oltre a questi chiaramente di carattere nazionale ne abbiamo tantissimi che già stiamo svolgendo nelle singole realtà di crisi. Ricordo a tutti che ad esempio domani a Trieste ci sarà una grande manifestazione. Come è noto, lì c'è un'avvertenza aziendale particolarmente significativa che riguarda centinaia e centinaia di lavoratori e soprattutto la prospettiva manifatturiera e industriale di quella città, e che sta vedendo una partecipazione, un'adesione che va ben oltre le forze sindacali, che riguarda tutte le forze politiche, le stesse istituzioni, ma soprattutto le cittadine e i cittadini di Trieste. Noi stiamo in campo perché vogliamo difendere il lavoro, vogliamo difendere la prospettiva di sviluppo del Paese e pensiamo che in questo momento non si possa rimanere né silenti né fermi né inerti, ma bisogna stare in campo con grande responsabilità ma anche con grande determinazione. Grazie Cristian Ferrari, grazie per il suo intervento, e allora a questo punto torneremo ad aggiornarci dopo questi due appuntamenti per capire, anche per capire che cosa accadrà dopo il voto del 25 settembre. Grazie a Cristian Ferrari, segreteria nazionale CGIL, buon lavoro e a presto. Grazie e buon lavoro a voi. Grazie, dunque l'appuntamento l'avete sentito per questa grande manifestazione nazionale a Roma, e adesso torniamo a parlare proprio di caro energia, di caro bollette, che riguarda in modo uniforme tutti, dalle famiglie alle aziende alle istituzioni, ai comuni, con il sindaco di Vicenza Rucco che fa pressing sul governo e dice non c'è tempo da perdere, la situazione è preoccupante. Caro bollette che si abbatte sugli enti, dall'illuminazione pubblica al riscaldamento alle scuole, alle strutture comunali. Dal sindaco Rucco il pressing sul governo e la richiesta di un intervento massiccio per evitare di tagliare servizi ai cittadini. Un primo aiuto nei confronti dei comuni è arrivato dal decreto legge di qualche settimana fa, ma non è sufficiente. Ci vuole un intervento massiccio che intervenga sulla parte sicuramente dell'abbattimento del costo dell'energia e del gas, ma anche sulla parte dell'imposta, la parte IVA evidentemente in questo caso deve essere superata. Parola d'ordine, non c'è tempo da perdere. Noi facciamo pressing sul governo in carica, non possiamo aspettare un governo che verrà, di cui non sappiamo ancora nulla, è un governo questo che deve decidere per l'autunno. Già l'autunno, da novembre, si cominciano ad accendere i riscaldamenti, l'illuminazione va avanti, le bollette crescono e abbiamo difficoltà come comuni, lo ha detto anche ANCI Veneto con Mario Conte, facciamo fatica a chiudere i bilanci e a prevedere i bilanci del 2023. Per quanto riguarda il comune di Vicenza, questi i numeri degli aumenti alle bollette. I numeri indicativi parlano di più 2 milioni di euro circa tra tutte le strutture comunali, comprese le nostre aziende. Soluzioni da adottare che in previsione dell'inverno saranno discusse nella prossima giunta con proposte per razionalizzare i consumi. Ho chiesto anche una previsione per un taglio, una riduzione dell'illuminazione, ma credo che questa non sia la strada giusta, perché spegnere le luci di una città vuol dire lasciare spazio ai delinquenti e all'insicurezza. Ci vuole più sicurezza, l'illuminazione fa anche sicurezza, secondo me non ce lo possiamo permettere in una città come Vicenza. E da Presidente della provincia guarda alle ipotesi in campo anche sul fronte scuola.
da valutare in un tavolo di confronto ad hoc. Stiamo dialogando con le scuole, con i dirigenti scolastici. Una buona idea potrebbe essere la settimana corta fino al venerdì con il sabato in DAD. E allora adesso sentiamo che cosa hanno risposto i cittadini alla domanda, ai consigli su come risparmiare nelle bollette di luce e gas. Televisione, vederne una sola, la lavatrice a pieno carico nelle ore dove c'è l'energia meno costosa. Ma mi scusi, noi provvediamo, ma il governo cosa ha fatto? Ha dormito fino adesso? Non faccio più la centrifugare la lavatrice, almeno adesso che si può. Ecco, cose così, cerco di attrezzarmi. E ha notato anche che ci siano risparmi? Ma dove? Se ho pagato una bolletta adesso di giugno-luglio che non so, una cosa che è inverosimile, sì. Sarebbe opportuno fare qualcosa e decidere finalmente di protestare e fare qualcosa di serio, però qualcuno lo deve fare. Di togliere tutti gli stand-by, quelle cose lì, però penso che non basti. E lei lo farà? Beh, io già lo faccio. Mi metterò una coperta. Comunque io penso che basta abbassare le temperature, invece che tenere 20-21, tenere 18-19. E adesso col riscaldamento cosa farà? Mi metto addosso i piumini in casa, resto coi piumini in casa, alla peggio faccio così. Sventato un tentativo di suicidio dalle forze dell'ordine questa mattina quando una donna è salita sull'impalcatura della chiesa degli Scalzi a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia a Venezia. Secondo una prima ricostruzione la donna con un coltello ha tagliato il velo di protezione dell'impalcatura salendo in cima. I passanti hanno richiamato l'attenzione degli agenti della polizia che si trovavano sul posto insieme ai vigili della locale. I poliziotti sono intervenuti rapidamente scongiurando il peggio. La donna sembra affetta da problemi psichici e ricoverata ora all'ospedale di Venezia. Si tratterebbe della stessa persona che sabato scorso era caduta in acqua in Rio di Palazzo a fianco del Palazzo Ducale. E adesso restiamo nel veneziano, ci spostiamo però a Mestre perché chiude la libreria per ragazzi del chiostro dell'M9. Nonostante sia a ridosso di piazza Ferretto, l'intera area non è mai riuscita a decollare e le attività ora sono costrette a chiudere i battenti. Perché ha deciso di chiudere? Non è una scelta, è un passaggio obbligato. Perché? Perché all'interno di questo chiostro non raggiungiamo il fatturato minimo che ci permetta di pagare l'affitto. Non è una chiusura come le altre, quella del libro con gli stivali, la libreria per ragazzi del chiostro dell'M9, è la chiusura di una delle ultime attività presenti in quel nuovo distretto che doveva diventare il fiore all'occhiello del centro di Mestre. Avevo chiesto di poter mettere l'insegna, mi è stato risposto di no perché avremmo avuto la garanzia di flussi pedonali, avremmo avuto la garanzia di una comunicazione fatta da M9. Tutto questo non c'è stato e per noi è molto condizionante. Non che attorno le cose vadano meglio. Percorrendo via Brentavecchia si incontrano negozi chiusi, vetrine vuote, cartelli di affittasi o vendesi, fino a sbucare in quella via Poerio dove sono state recentemente rimosse edicola e panchine perché piene di sbandati. Una scomparsa che, tabaccheria a parte, si è alzata come un sipario che ha scoperto altre vetrine con la scritta vendesi. I proclami che avevano accompagnato l'inaugurazione dell'M9 si erano presto scontrati con una realtà diversa. Quando abbiamo inaugurato a dicembre 2018 non eravamo soli, c'era Città del Sole a fianco a noi e il ristorante FC 1920 al secondo piano. Già nel 2019 hanno capito che il chiostro non si sarebbe sviluppato e hanno deciso di tirare i remi in barca. Per più di un decennio la passione per i libri di Nicola Fuochi è stata contrassegnata da soddisfazioni, come il premio nazionale di migliore libreria per ragazzi ottenuto nel 2015 e la stampa di libri di propria produzione nel 2017. Al chiostro invece nel 2020 si era dovuto persino confrontare con bande di sbandati che minacciavano di spaccargli il negozio. Io ho sempre detto io sono un libraio, non faccio il libraio. Questo è quello che ho scelto di fare. In questo momento non ho le forze di spostare la libreria, quindi non lo so che cosa succederà in futuro.
Cambiamo argomento, conto alla rovescia per la beatificazione di Papa Luciani. Antenna 3 seguirà in diretta tutta la cerimonia domenica a partire dalle 10, alternando le emozioni della Natia Canale d'Agordo con Piazza San Pietro a Roma. Un evento di fede e di territorio dalle Dolomiti a Roma, da Canale d'Agordo a Piazza San Pietro, passando per Vittorio Veneto e Venezia, luoghi della sua missione in terra come vescovo e patriarca. Cresce l'attesa per il rito della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, quell'Albino Luciani diventato pontefice per soli 33 giorni, ma entrato nel cuore e nell'anima di milioni di fedeli. Un legame profondo che Antenna 3 racconterà in diretta dalle 10 di domenica, collegandosi con la Natia Canale d'Agordo, dove la comunità si ritroverà in piazza davanti a un maxi schermo, un tutt'uno con Piazza San Pietro. Qui alle 10:30 la petizione per la beatificazione sarà letta da Monsignor Renato Marangoni, vescovo della diocesi di Belluno Feltre, sede della causa di canonizzazione del venerabile Giovanni Paolo I. Uno ha detto coraggio, se il Signore dà un peso darà anche l'aiuto per portarlo. Dopo i riti di introduzione, l'atto penitenziale avrà inizio la beatificazione vera e propria. Sarà Francesco a proclamare Luciani beato. Ci sarà poi lo scambio delle reliquie. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. Teologo, pastore, padre conciliare, uomo di intensa e per alcuni aspetti innovativa spiritualità, Albino Luciani è stato il Papa del sorriso, un sorriso che ancora oggi illumina e dà speranza. Una giornata storica per il Veneto che Antenna 3 racconterà come sempre in diretta da Canale d'Agordo e da Roma. L'appuntamento quindi in diretta a partire dalle ore 10. Non mancate. Un ultimo aggiornamento di cronaca. Prima della pubblicità è stato arrestato dopo un inseguimento in auto per le strade di Vicenza un 34enne di Villa Verla che a bordo di un'auto è stato visto da una pattuglia della polizia locale sfrecciare ad altissima velocità dallo stadio Menti verso Viale Margherita e sbandare in curva rischiando di investire una persona che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Gli agenti sono riusciti a bloccare l'automobilista dopo che il mezzo aveva effettuato un sorpasso azzardato e aveva concluso la sua corsa speronando l'auto di servizio della stessa polizia locale. Sceso dall'auto, l'uomo ha cercato di sottrarsi all'identificazione scagliandosi con calci e pugni contro gli agenti che per immobilizzarlo hanno dovuto usare lo spray al peperoncino. Tratto in arresto, il 34enne è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, un agente ha infatti riportato escoriazioni ad una mano e ancora danneggiamento dell'auto di servizio e guida sotto l'effetto di cocaina e cannabinoidi. Questo dunque quanto accaduto a Vicenza. Adesso è il momento di fermarci, ci sono le previsioni meteo, la pubblicità e poi torniamo in diretta per il confronto tra i candidati sui temi di questi giorni, a partire naturalmente dal caro energia. Tra pochissimo. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Nuova perturbazione atlantica in avvicinamento. La giornata di venerdì 2 settembre tutto sommato risulterà ancora buona. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà in prevalenza soleggiato, il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle zone montane a partire dal pomeriggio, dove saranno probabili anche dei rovesci o temporali. Temperature stazionarie minime tra 13 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo poco nuvoloso, specie su pianura e costa, un po' più variabile in montagna dove nelle ore pomeridiane non si escludono degli acquazzoni. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime intorno ai 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento anche qui, dunque poche novità, solo con qualche nube e sporadici piovaschi.
Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 26-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Rieccoci in diretta, c'è purtroppo un nuovo aggiornamento di cronaca con una tragedia che si è consumata a Verona. Leggiamo la notizia dal sito del Gazzettino.it, incidente sul lavoro alle cantine Pasqua a Verona, un operaio è morto, gravissimo il collega che ha tentato di salvarlo. Leggiamo all'interno quella che è una prima ricostruzione dalle prime frammentarie notizie, sembra si tratti di 2 operai che stavano eseguendo lavori di manutenzione su un silos. Il primo, dopo aver inalato i vapori, avrebbe perso i sensi e sarebbe caduto all'interno. Il secondo, nel tentativo di soccorrerlo, è salito rapidamente per le scale esterne tentando di arrivare in vetta, ma ha perso l'equilibrio cadendo e sbattendo violentemente la testa a terra. E questa purtroppo un incidente sul lavoro, tragico il bilancio a Verona. E adesso siamo al momento dello spazio politico, del dibattito tra candidati in vista delle elezioni, tanti temi anche oggi sul tavolo. Allora saluto i nostri ospiti, ringrazio Luca Teodori di Vota la Vita, buongiorno, e saluto Luigino Rancan di Alternativa per l'Italia, buongiorno, e tra poco saluteremo anche Silvio Giovine di Fratelli d'Italia. Da pochi minuti si è conclusa, Mestre, la presentazione dei candidati, sta raggiungendo l'ufficio per il collegamento. Ma iniziamo subito con Teodori e Rancan. Abbiamo parlato in modo molto approfondito in questa prima parte di diretta di quella che è il vero e proprio allarme, quella che viene definita la nuova pandemia relativa al caro energia. Ci sono gli allarmi lanciati dal ministro Patuanelli che dice: se il costo del gas resterà così non avremo più cibo sulle nostre tavole. L'allarme di Farmindustria che dice: situazione gravissima, ci sono aziende che saranno costrette a chiudere per i costi di produzione ma anche di packaging. Insomma, il rischio è che vengano a mancare beni di prima necessità se non si mette mano alla situazione. Questo è l'appello che da più parti arriva a quella che sarà la nuova classe che guiderà il paese dopo il 25 settembre. Teodori, inizio da lei e poi Rancan. Non sentiamo la... Ok, ora la sentiamo, prego. Dicevo, qui stiamo andando avanti di pandemia e pandemia, siamo passati a quella del... Sento un ritorno, comunque siamo passati da quella del Covid, adesso quella del gas, ma abbiamo già quella della zanzara da West Night, abbiamo anche quella della polio, il ritorno della polio, quindi qua di emergenza si va avanti, di emergenza in emergenza. Alcune di queste emergenze si potevano assolutamente evitare, compresa quella del gas, dell'aumento dei prezzi. Qui noi siamo entrati pesantemente in un conflitto, ci siamo schierati, l'Italia ripudia la guerra, tutte quante sono state le motivazioni solo ed esclusivamente geopolitiche, abbiamo deciso di allinearci totalmente alla volontà degli Stati Uniti, che era quella di interrompere i flussi commerciali tra l'Unione Europea e la Russia. Quindi è chiarissimo che il problema nasce da lì. Il gas viene in parte a mancare, ma in parte, perché in realtà comunque le riserve sono più che abbondanti, e tutta quanta speculazione. Ricordiamo, il gas in questo momento non manca, stanno giocando con i futures alla borsa di Amsterdam. Tra l'altro il prezzo anche delle fonti energetiche rinnovabili è comunque collegato al gas, quindi costa molto di meno produrle e comunque vengono venduti ai prezzi della speculazione internazionale. Quindi è essenzialmente tutta speculazione, perché qualcuno nelle difficoltà sta facendo dei guadagni enormi, ma tutto quanto comunque è stato causato dalla miopia politica della classe degli interi partiti rappresentati in Parlamento, i quali si sono allineati e hanno deciso di inviare armi in un teatro di guerra. Noi dovevamo assolutamente, come Italia, schierarci per la neutralità, schierarci per la pace, e invece non abbiamo fatto nient'altro purtroppo che alimentare il conflitto, e questo ha quindi causato tutte le problematiche. Quindi se vengono colpite le famiglie italiane e le imprese italiane, il sistema produttivo italiano, il benessere degli italiani e il modo di vivere, la qualità del vivere degli italiani, c'è una chiarissima responsabilità. E la responsabilità, per quanto riguarda l'Italia, è assolutamente dell'attuale classe politica.
Rancan, l'allarme lanciato da più parti è forte, il rischio è quello di un autunno nero per la nostra economia. Sì, concordo con quanto detto dal, definiamolo collega, ai fini elettorali. Un autunno caldo sarà più che altro un autunno freddo, penso, per la nostra economia. Mancando la materia prima che è il gas e in parallelo mancando l'energia elettrica, chiaramente le nostre imprese entreranno in un ciclo difficile per riuscire a produrre e a sopravvivere. Ricordiamo questo. In parallelo con le imprese, con le attività produttive, abbiamo le nostre famiglie. Anno in crisi, ho seguito il vostro telegiornale dove avete intervistato alcune persone, tra le quali le casalinghe, che hanno proposto dei rimedi, i cosiddetti rimedi, definiamoli della nonna, cioè di mettersi su un maglione e di aumentare le coperte. Però quando il caldo delle nostre case non ci sarà, perché il problema sarà quello, non ci sarà, veramente ci sarà, penso, una sollevazione popolare a riguardo. Quindi affronteremo un autunno o peggio ancora un inverno veramente problematico. Le cause di questo credo si possono risalire essenzialmente a due fattori. Prima di tutto io tornerei a parlare del Covid, della malattia da coronavirus, che non è stata a mio giudizio affrontata in maniera congrua, pertinente. Ad esempio posso capire la vaccinazione, si è partiti con tachipirina più nient'altro, poi si è cominciato a capire che c'era necessità degli antinfiammatori, siamo passati agli antinfiammatori. Alla fine, diciamo anche per fortuna se vogliamo, si è passati al vaccino che però non ha dato i risultati sperati. Noi siamo abituati a parlare di vaccini, parliamo di antitetanica per dire quando uno è ben vaccinato contro il tetano praticamente è immune da quella malattia, anche se dovesse entrare in contatto con le spore tetaniche non sviluppa la malattia. E così per altre malattie importanti tipo difterite, epatite B, la polio e via dicendo. Questo vaccino in qualche maniera io penso che sia servito quantomeno a controllare la malattia. Il problema politico, a questo punto lo definisco politico, non è stato all'altezza, cioè la risposta politica a questo problema non è stata all'altezza. La risposta politica è stata l'obbligo alla vaccinazione, che è un non senso. Obbligare la gente a sottoporsi a un trattamento, come una volta c'era il TSO per i pazienti psichiatrici che potevano essere di danno alla popolazione. Adesso abbiamo introdotto questo concetto del TSO anche per una malattia virale che sarà importante, sarà grave, non lo vogliamo, ma andiamo a ledere i diritti fondamentali della persona. Quindi il vaccino andava spiegato, andava proposto e chi era d'accordo e chi l'accettava veniva vaccinato. Se uno per motivi suoi non credeva al vaccino poteva benissimo dire di no. In parallelo con l'obbligo vaccinale si è imposto il Green Pass. Cioè per accedere a certe strutture, addirittura per salire su un autobus, c'era necessità di avere questo benedetto Green Pass. Allora posso al limite anche accettare il discorso Green Pass per entrare in un ristorante, che non è vitale andare a passeggiare in un ristorante, ma è veramente anticostituzionale, uso il termine forte, quello di obbligare i lavoratori ad avere il Green Pass per andare a lavorare. Quindi siamo andati a condizionare addirittura il lavoro. Ecco che questo spiega l'inizio di una crisi. Già le industrie hanno cominciato a essere in crisi per il problema di presenza o assenza dei loro lavoratori e così via. Su questo grande problema, che è stato un grande problema che forse comincia a trovare una soluzione, è precipitato questo masso della guerra in Ucraina. Guerra in Ucraina che aveva già le sue premesse, quantomeno da 8 anni a questa parte, dall'occupazione della Crimea alle crisi del Donbass. E purtroppo la nostra classe politica non ha saputo affrontarlo, si è adagiata sulle direttive europee, si è adagiata sulle direttive della NATO, alla fine sulle direttive americane,
se vogliamo essere chiari, e ha seguito questo carro che ha portato due cose: la fornitura di armi a una delle due parti. Come è stato accennato prima, l'Italia ripudia, nella sua Costituzione ripudia la guerra. Il fatto di fornire armi a uno dei contendenti vuol dire entrare in guerra, alla fin fine, dobbiamo considerare questo. Secondo aspetto è che abbiamo messo in piedi delle sanzioni contro uno dei due contendenti. Per carità, sarà il primo colpevole perché è il contendente che ha iniziato la guerra, però ci siamo accorti che queste sanzioni non hanno frenato la guerra, non hanno danneggiato la Russia, parliamo chiaro di chi stiamo parlando, sappiamo di chi stiamo parlando, e hanno danneggiato la nostra economia. Nei nostri paesi, siamo in provincia, io sto parlando della provincia di Treviso, il commercio, lo scambio con la Russia era uno dei punti fondamentali per lo sviluppo, per il sostegno della nostra economia. Entrando in crisi questo rapporto con la Russia, chiaramente è entrato in crisi tutto il nostro sistema. Avete fatto un po' quelle che potrebbero essere le origini di questa situazione e avete inquadrato sia lei sia Teodori, però adesso bisogna guardare avanti, perché bisogna dare delle risposte alle esigenze del mondo economico, delle famiglie e allora Teodori e poi Rancan, chiedo a entrambi di rimanere dentro ad un tempo insomma ragionevole per le risposte, altrimenti poi non riusciamo a toccare tutti gli argomenti in scaletta. Teodori, ricomincio da lei e poi Rancan. Che cosa si deve fare? Cioè, dove si deve intervenire per dare delle risposte? Si parla di energie alternative, si parla di trivellazioni, si parla di ritorno al nucleare. Siete d'accordo che serva una regia europea però per regolamentare questa situazione, partendo magari anche da un tetto del prezzo del gas? Allora, sì, ha fatto benissimo a richiamarti i tempi, perché altrimenti sennò qualcuno fa un monologo e dovremmo avere dei tempi più o meno uguali tutti quanti. Allora, non sono assolutamente d'accordo, non siamo assolutamente d'accordo che ci sia una regia europea, anzi noi riteniamo che l'Unione Europea non sia assolutamente all'altezza, riteniamo che l'euro sia un problema, con l'euro bisognava lavorare tutti quanti un giorno in meno, ci sarebbe stato un controllo dei prezzi energetici, ci sarebbe stato benessere e prosperità, una riduzione anche del carico degli orari di lavoro, come dicevo, e quindi l'Unione Europea è il problema, o meglio, è una delle cause dei problemi. Quindi non riteniamo che sia l'Unione Europea, tra l'altro la questione del tetto del prezzo, adesso che il prezzo è decuplicato, permetteteci, la troviamo una cosa abbastanza ridicola. Anche la questione del nucleare, delle altre fonti energetiche, eccetera, eccetera, a prescindere dalle posizioni che si possono avere più o meno favorevoli, hanno dei tempi che sono lunghissimi. Quindi il problema è adesso, il problema è il prossimo inverno, il problema è, come dice, non è giusto obbligare gli italiani al freddo, qualcuno dice di mettersi un maglione in più, ma le aziende non è che si possono mettere un maglione in più per produrre la carta, per produrre le ceramiche, per produrre l'alluminio e quanto altro. Noi abbiamo un sistema produttivo che ha bisogno di energie, quindi non possiamo andarcela a raccontare che teniamo il grado in meno, i 2 gradi in meno a casa. Quindi è un problema gravissimo e va affrontato adesso. Quindi la questione è assolutamente togliere le sanzioni alla Russia, riaprire i rubinetti del gas con la Russia. Non possiamo passare la sudditanza non solo militare e politica, anche energetica verso l'America. Sapete che stanno facendo i rigassificatori a Piombino, li stanno facendo a Ravenna, avranno un impatto ambientale molto pesante, perché si parla di ambiente e poi dopo non si va a vedere qual è l'impatto ambientale, ma soprattutto dipenderemo da forniture energetiche che arriveranno da oltre Atlantico con delle imbarcazioni, con delle navi. Tra l'altro, visto che questo gas è prodotto dal fracking, come sappiamo, la qualità del gas è estremamente variabile, quindi anche lì non sappiamo nulla sulla regolarità delle forniture. Si è interrotto il collegamento con Teodoro, eccola qua, è ricomparso, prego. Quindi avremo anche dei problemi di alimentazione di prezzi, cioè le nostre aziende a prescindere saranno messe fuori mercato. Se anche dovesse arrivare il gas lo pagheremo 10 volte più caro. I russi stanno vendendo il gas che non vendono all'Unione Europea ai cinesi e agli italiani, i quali produrranno le merci in competizione con l'Italia, con le aziende italiane, a prezzi estremamente più bassi. Quindi la classe politica che ci ha chiusi in casa
che ha colpito il nostro sistema produttivo durante il Covid, adesso sta arrivando al lavoro finale. Chiariamolo, questo qua è un progetto sovranazionale, massonico, di riduzione del benessere degli europei, dei popoli europei, perché sono quelli che hanno più gradi di libertà. Quello che si vuole colpire è la libertà e il benessere che comunque alimenta anche e in parte garantisce questa libertà. Quindi è tutta solo ed esclusivamente una volontà politica, perché se volessimo risolvere il problema riapriremo i contratti con la Russia. E aggiungo un'ultima cosa che in tanti eludono: ci sono russi e russe che muoiono, ripeto, che muoiono in questi giorni perché armi inviate dall'Italia li stanno colpendo. Abbiamo mandato carri armati, obici, armi offensive, pesantemente offensive sul teatro di guerra, e quindi ci sono persone che muoiono a causa delle armi italiane. Poi ci sorprendiamo che il gas russo aumenti. Rancane, le possibili soluzioni? Ricalco un attimino quanto ha detto. Nel campo delle vaccinazioni io direi allora eliminare l'obbligatorietà delle vaccinazioni, queste anti-Covid. Che non ci sono, visto che non c'è nemmeno più l'obbligo di Green Pass, quindi possiamo dire che questo è già stato messo da parte. Veniamo proprio alla questione dei costi dell'energia, Rancana. No, non stiamoci da nascondere dietro un dito. Il problema si ripresenterà a elezioni ultimate, quando i signori che hanno provocato tutto questo disordine a livello vaccinale, io spero di no, ma si troveranno ancora vincitori, e mi sembra che si siano messi tutti insieme, perché ultimamente sembra che il programma del partito che era l'opposizione, che sono i Fratelli d'Italia, si stia allineando sul programma del PD e degli altri che erano al governo. Quindi fino alle elezioni facciamo bei discorsetti, dopo sarà tutto da vedere. Quindi messo a posto il discorso del Covid, passiamo al discorso della guerra in Russia. Allora, anche per noi va chiuso il discorso della fornitura di armi a uno dei due contendenti, in questo caso parliamo di Ucraina, e dobbiamo riprendere i rapporti amichevoli con la Russia. Probabilmente una volta che non forniremo più le armi all'Ucraina e una volta che cominceremo a razionalizzare, a rendere meno pesanti le sanzioni, anche i rapporti, definiamoli amichevoli come erano una volta con la Russia, potranno riprendere. Le alternative, quello che mi diceva, c'è il tetto al prezzo del gas. Qua siamo a livello ridicolo, cioè personaggi come Draghi, come gli europei, oggi mi sembra anche la Ursula von der Leyen ne ha parlato, diceva dobbiamo imporre il tetto del prezzo del gas. Ma da quando in qua il prezzo di un prodotto viene deciso dal compratore? Il prezzo di un prodotto è sempre deciso dal venditore, eventualmente ci si potrà mettere d'accordo, trovare una via di mezzo, però pensare di imporre un tetto a un bene come il gas credo sia assurdo. Il discorso delle alternative, ritornare al nucleare, ricordiamoci la storia è passata, ma non tanto passata, che eravamo contro il nucleare, abbiamo chiuso le nostre centrali nucleari. Tornare al carbone, non lo so, mi sembrano un attimino assurde. In ogni caso richiederebbero di tempi talmente lunghi che non verrebbero a rispondere alle esigenze nostre, quantomeno del prossimo inverno. La responsabilità di tutto questo è chiaramente collegata alla classe politica che ci ha governato fino ad oggi e ci governerà fino alle elezioni di settembre, di fine settembre. La proposta nostra è quella di fare una proposta diversa, mandare a casa sta gente qua, che oltretutto sono 20-30 anni che sono sempre i soliti. Proporre una classe nuova che possa ragionare in maniera diversa e trovare delle soluzioni diverse. Saluto Silvio Giovine, Fratelli d'Italia, rientrato da Mestre. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, scusate il ritardo. Allora sintetizzo le due domande fatte ai suoi colleghi candidati. Siamo partiti con l'allarme lanciato da più parti del mondo economico legato naturalmente ai rincari di luce e gas anche in vista dell'autunno, e a questo aggiungo la seconda domanda fatta di quelle che potrebbero essere le misure, le alternative da adottare. Si è parlato di trivellazioni, di ritorno al nucleare, di fonti alternative, ma
è necessaria una risposta urgente perché le imprese rischiano la chiusura. Sì, urgente e immediata, anche perché insomma i dati che sono emersi anche dalle ultime relazioni che arrivano dalla categoria sono inquietanti. Cioè, qui in Veneto stiamo rischiando la deindustrializzazione. Rischiare la deindustrializzazione significa non solo il rischio per tutte le realtà occupazionali, c'è un rischio proprio di delocalizzazione, c'è soprattutto un rischio per la sicurezza nazionale, perché poi immaginiamo tutti gli scontri sociali che potrebbero generarsi quando famiglie piuttosto che imprese commerciali, industrie arriveranno ad avere delle bollette che possono anche aumentare, come stiamo leggendo, come stiamo vivendo in questi giorni, del 700-800%. Una tempesta perfetta, quella che si è già iniziata a consumarsi, ma che era ampiamente annunciata, e spiace constatare che per l'ennesima volta, dopo magari le settimane scorse siamo stati lì a discutere dell'emergenza siccità che ha causato dei danni incredibili nei confronti soprattutto degli agricoltori, dei piccoli produttori, delle imprese artigianali. Insomma, per l'ennesima volta c'è un intervento tardivo. Qui chiaramente l'intervento deve essere strutturale. In primis servono delle risorse immediate, perché non si può chiedere alle aziende piuttosto che alle famiglie di sopportare questi aumenti. Non è assolutamente pensabile che riescano a sopravvivere in una dimensione di questo tipo. Serve un'iniezione immediata di liquidità, e anche su questo le proposte di Fratelli d'Italia sono concrete e fattibili. Noi abbiamo uno strumento che è il PNRR. Gli stessi regolamenti dell'Unione Europea prevedono che si possano ridiscutere gli obiettivi dello stesso, perché ricordiamoci che è stato scritto prima della guerra in Ucraina, quindi un'era geologica fa. Oggi non sono più le stesse emergenze quelle che va a definire il PNRR, quindi la prima cosa è certamente intervenire subito, perché ripeto, quando questa tempesta perfetta avverrà il suo pieno compimento, cioè con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno, sarà veramente difficile chiedere agli italiani un ulteriore sforzo, sarebbe l'ennesimo nell'arco di 2 anni. Rancana, c'è chi chiede uno scostamento di bilancio, è una proposta che ha fatto prima Ferrari della CGIL nazionale, dicendo serve uno scostamento di bilancio per far fronte a questa nuova emergenza, a questa nuova pandemia. Sì, questo vuol dire affrontare il problema delle risorse. Va bene, una risorsa è il piano nazionale di recupero e resilienza. Il problema è le risorse, sembra che stiamo parlando di una macchinetta che fabbrica soldi, che fabbrica risorse. Mi viene a pensare al film di Totò che ha messo in piedi la macchinetta. Già i 200 e rotti miliardi che l'Europa ci ha concesso credo che a questo punto siano ampiamente insufficienti. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, credo che siano delle manovre tecniche possibili da attuarsi, ma se non troviamo vere risorse, e le vere risorse nascono soltanto dal lavoro, dalla produttività delle nostre aziende, delle nostre fabbriche. Quindi manovre tecniche, per carità, possono essere giuste, un Draghi può essere bravissimo a fare queste cose qua, ma se non risolvi i problemi di base, che essenzialmente, almeno per il momento che stiamo vivendo, è la guerra che è in atto all'est, vicino a casa nostra, probabilmente non ne veniamo fuori, neanche con manovre tecniche. Teodori, scostamento di bilancio sì, no? È una possibilità da percorrere? Guardi, sia il PNR che gli scostamenti di bilancio vuol dire solo debiti che sta producendo questa classe politica. A 130% di debito sul PIL l'Italia era un paese a rischio, oggi siamo arrivati a 160, cioè abbiamo superato la Grecia quando poi la Grecia è fallita. Quindi noi ci stiamo mettendo in mano agli usurai internazionali, alla finanza speculativa, poi come è avvenuto negli anni 90 ci diranno dovete dare un segnale per coprire i debiti e andate avanti con le privatizzazioni. Abbiamo visto che cosa è accaduto. Quindi nell'immediato invece che cosa bisogna fare? Bisogna pretendere che le aziende, gli utili che hanno dato, facciano in modo di abbassare i costi energetici, perché stanno facendo degli utili impressionanti le aziende energetiche. E tra l'altro lo Stato detiene una quota del 30% di Eni, quindi potrebbe far sentire la propria voce. E poi per ridurre la questione del prezzo assolutamente non bisogna fare nuovi debiti, perché comunque abbiamo già una moneta a debito, ricordiamolo, non abbiamo la sovranità sulla nostra moneta, ma soprattutto, ripeto, bisogna rompere
il fronte antirusso, bisogna rompere il fronte della guerra. Se facesse questo l'Italia, il governo italiano, voi vedete che, capendo che la guerra prenderebbe il fronte prenderebbe una posizione diversa, ci sarebbe il crollo del prezzo del gas. Nel momento in cui l'Italia uscisse dal fronte NATO, dal fronte guerra, dal fronte dell'Unione Europea, dal fronte USA, voi vedrete che il prezzo del gas calerebbe immediatamente. Sarebbe un segnale che qualcosa sta cambiando. Quindi quello lo si può fare nell'immediato. Già adesso andrebbe fatto. Giovine, la questione dello scostamento di bilancio è stata al centro della discussione anche prima della caduta del governo Draghi. Sì, però il tema del debito deve essere evidenziato in effetti, perché anche le stesse risorse del PNRR non ci vengono regalate ma ci sono date a debito. Noi sappiamo che già l'Italia è un paese fortemente indebitato, che fare ulteriore debito significherebbe gravare ancora sulle prossime generazioni. Sono tante le cose che vanno fatte immediatamente, certamente favorire il disallineamento, il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e il prezzo dell'energia, perché oggi diventa quasi doloso continuare a persistere con questa dinamica, proprio perché i costi del gas sono lievitati alle stelle, mentre quelli dell'energia in teoria non dovrebbero essere. Quindi questo è sicuramente da fare immediatamente, fare una voce forte in Europa per il price cap sul gas. Noi dobbiamo imporre un tetto massimo al gas. Io capisco che l'Olanda non lo voglia fare perché d'altronde loro detengono la borsa del gas e quindi è lì che si attivano tutte le attività speculative. Capisco che la Germania sia contro perché loro, essendo una potenza economica notevolmente superiore a qualsiasi altra in Europa, possono permettersi il lusso di pagare maggiormente il gas. Questo significa che hanno un vantaggio competitivo che non vogliono disperdere rispetto agli altri paesi che invece sono in ginocchio e che potrebbero esserlo ulteriormente ad ottobre. Però ci sono tante risorse che come Stato continuiamo a sperperare. Vedete, noi abbiamo parlato di 40 miliardi di costi extra per le aziende in Italia, 9 miliardi solo in Veneto. Ecco, sappiate che il reddito di cittadinanza costa 9 miliardi all'anno allo Stato ed è una misura, come penso abbiamo ripetuto diverse volte, fortemente diseducativa, che sta creando dei danni immensi alle imprese commerciali. Quindi questo è solo uno degli esempi su cui quei 9 miliardi potrebbero essere certamente utili su altre tematiche molto più urgenti, insomma. Ruolo dell'Europa, reddito di cittadinanza, partiamo da qui con i 3 candidati subito dopo però una breve pausa pubblicitaria, tra pochissimo. Rieccoci in diretta insieme a Luigino Rancana di Alternativa per l'Italia, Luca Teodori di Vota la Vita e Silvio Giovine di Fratelli d'Italia. Stiamo parlando di caro energia, di possibili misure da attuare nell'immediato. In tutto questo, che ruolo ha l'Europa? Serve una regia europea e l'Italia a livello europeo che ruolo deve ritagliarsi? Giovine, poi Teodori e poi Rancana. Ricominciamo il giro così. Prego, Giovine. Ma è necessario invertire proprio un vero e proprio paradigma sull'approvvigionamento energetico. Prima di tutto noi come Italia, ancora prima che come Unione Europea, dobbiamo liberarci da questa dipendenza, sottomissione dalla Russia, ma perché ne abbiamo le opportunità. Guardate, solo nel Mediterraneo solo nell'Adriatico ci sono 80 miliardi di metri cubi di gas. Vanno fatte delle scelte coraggiose, non si può continuare a pensare ai comitati del no che nascono ogni giorno. Noi dobbiamo procedere con i rigassificatori, scusate, chiaramente prevedendo delle compensazioni per le amministrazioni comunali, per i territori che vengono interessati da questi che sono però diventati gli strumenti fondamentali per l'esigenza nazionale. E dobbiamo anche avviare dei ragionamenti seri, infrastrutture che possano portare a dei gasdotti che ci consentano di approvvigionarci attraverso ciò che arriva dall'Africa. Le materie prime dell'Africa saranno lo scontro che metterà da una parte l'Occidente, dall'altro Cina e Russia, che già stanno di fatto occupando l'Africa in un modo in cui è veramente incredibile riflettere sul fatto che l'Europa non se ne stia occupando. Quindi l'Italia deve fare il suo, certamente.
Vi faccio un altro esempio, pensate che in Spagna ci sono 9 rigassificatori in questo momento fermi. Basterebbe creare un gasdotto dalla Spagna verso l'Italia per poi erogare il gas verso gli altri paesi d'Europa. Noi dobbiamo assolutamente aprirci a delle infrastrutture che ci consentano di arrivare a una sovranità energetica, perché è in gioco veramente la nostra, non solo la sopravvivenza delle aziende, ma la nostra libertà. Teodori, il ruolo dell'Europa e dell'Italia in questa Europa? Il ruolo dell'Italia in questa Europa è minimale, questo è chiaro a chiunque, è un ruolo di sudditanza. Aveva fatto un accenno anche al reddito di cittadinanza prima dell'interruzione pubblicitaria, non voglio eludere la questione, il reddito di cittadinanza è un qualcosa assolutamente da superare, una cosa sono gli ammortizzatori sociali, una cosa invece dare un reddito minimale in modo da creare dipendenza dalle persone. La libertà, il benessere delle persone lo si ottiene con il lavoro, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e non sul reddito della cittadinanza, quindi una cosa è dare una mano, aiutare in un momento di emergenza, tutt'altro invece è creare le condizioni di lavoro. Quindi la prima equità non è il reddito di cittadinanza, ma colpire i grossi capitali, in modo particolare i capitali speculativi che del lavoro di certo non ne producono. Tornando invece alla questione dell'Europa, dell'energia e quanto altro, non concordo con quanto ha detto Giovane di Fratelli d'Italia. Fare dei rigassificatori vuol dire creare una dipendenza nei confronti degli Stati Uniti. È vero che ci sono tante altre fonti energetiche nel Mediterraneo, infatti ricordiamo che era stato scoperto un grandissimo giacimento proprio da aziende italiane, Saipem e Eni, in Egitto. E purtroppo è venuto il caso Regeni. Proprio in quei giorni lì c'era l'allora ministra Guidi e una delegazione di ministri italiani del governo italiano per firmare importantissimi accordi per lo sfruttamento di quello che è il più grande giacimento di gas trovato nel Mediterraneo. Ed era stato fatto questo ritrovamento da aziende italiane. E è venuto fuori il caso Regeni. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo interrotto, abbiamo praticamente o quasi le relazioni diplomatiche con l'Egitto, tutto quanto ha preso altre vie. E questo qui perché comunque dava fastidio a qualcheduno, perché c'era da sfruttare invece i giacimenti del Qatar con un gasdotto che sarebbe dovuto passare attraverso la Siria che si è opposta a questo gasdotto e abbiamo avuto la guerra in Siria, perché comunque la Siria non era favorevole a ciò. Quindi voglio dire, conflitti, questioni geopolitiche dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, tutto quanto sempre contro gli interessi nazionali e italiani, quindi una classe politica assolutamente non all'altezza. Rancan, anche lei, l'Europa. Gli argomenti sono tanti, io partirei dal reddito di cittadinanza. Se stesso può essere un'idea anche buona, quello di venire incontro a chi ha perso il lavoro, chi sta cercando un nuovo lavoro, però è stato male usato. Basta che pensiamo come è stato distribuito, cioè i redditi di cittadinanza erogati a Napoli città sono pari a redditi di cittadinanza erogati in tutta la Lombardia, cioè una regione che è 10 volte quello che è Napoli. La proposta nostra di riutilizzare quantomeno parte di questo reddito di cittadinanza per una proposta nostra che è il reddito di maternità, che abbiamo depositato una proposta di legge, abbiamo raccolto 64.000 firme per questa proposta di legge che è stato parzialmente ripreso da Fratelli d'Italia, ma credo anche abbandonato. Comunque, quindi trasformare il reddito di cittadinanza in reddito di maternità, in soldoni. Siccome uno dei gravi problemi che ha l'Italia è la denatalità, e i dati ci sono tutti, sembra che quest'anno andremo sotto i 400.000 nuovi nati e quindi è un problema da affrontare. Questi soldi poi andrebbero distribuiti anche alle piccole imprese, soprattutto quelle a livello familiare. Poi l'altro argomento era la speculazione a livello europeo. Allora anche il governo Draghi, e Draghi in persona, abbiamo questa speculazione in atto, però si è riservato di prendere iniziative solo dopo il 9 settembre, cioè il nostro ben amato Presidente del Consiglio prima va a chiedere consiglio, per non parlare di ordine, a livello europeo e poi probabilmente prenderà qualche provvedimento a favore degli italiani. Le risorse alternative, rigassificatori, tutte quelle cose là. Mi è piaciuto il discorso che c'è del gas in Adriatico e ci siamo dimenticati quello che era successo negli anni 50, dove l'Agip, l'ENI diciamo di allora, utilizzato il gas in Valpadana nell'Alto Adriatico. Bene, Venezia ha cominciato a sprofondare, zone del Polesine hanno cominciato a sprofondare. L'esempio classico è la sacca di Scardovari, che era una grande pianura dove veniva coltivato, penso, riso, cereali.
adesso è una laguna dovuta all'estrazione di gas in Alta Italia e a livello dell'Alto Adriatico. Quindi andare a parlare di sfruttare gas a livello dell'Adriatico può, per carità, può essere una proposta, ma va veramente studiata che non si ripetano casi tipo l'affondamento di Venezia. Rancana ha messo sul tavolo un argomento importante e quindi lo giro anche a Teodori e Giovine, ed è quello della denatalità. Ci scopriamo essere un paese sempre più anziano. Uno studio del Sole 24 Ore di qualche mese fa ha lanciato il numero di quanti possibili lavoratori verranno a mancare da qui al 2030. Bisogna investire sulla famiglia, dando la possibilità di avere figli, certo, ma anche di poter coniugare la vita familiare con la vita lavorativa. Teodori, poi Giovine, poi Rancan se vuole aggiungere qualcosa. Prego Teodori. Guardi, concordo con tutte le misure che possono essere di aiuto alle famiglie, assolutamente. Abbiamo un numero enorme di donne che abbandonano il lavoro, giovani madri lavoratrici, nei primi 2 anni dopo la gravidanza, quindi questo qua è un fenomeno che purtroppo c'è. E poi abbiamo la questione della denatalità, che sta avendo purtroppo un'accelerazione proprio in questo mese, in questi ultimi anni. Allora ci chiediamo, c'è anche un aumento della mortalità. Se voi andate a vedere i dati, quindi oltre alla denatalità abbiamo un aumento della mortalità anche, e in questa estate 2022 abbiamo avuto un aumento impressionante della mortalità in Italia, oltre 10.000 morti in più rispetto alla media storica. Allora ci chiediamo, la campagna di vaccinazione di massa ha influito? C'è una diminuzione della natalità, c'è un aumento della mortalità. Abbiamo visto dal bollettino ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi non solo noi siamo contro Green Pass, che invece Rancan ha detto che per andare al ristorante lo poteva anche capire, e non solo siamo contro l'obbligo vaccinale, ma nel merito siamo anche contro quella che è stata la più grande truffa della Repubblica, che è stata la campagna di vaccinazione di massa, che sta avendo degli effetti pesantissimi sulla salute. Ci chiediamo che cosa comporta per il sistema immunitario. Abbiamo tanti decessi anche in questi giorni collegati alla West Night, e ci chiediamo che c'è sempre stata, ci chiediamo come mai c'è questo aumento di decessi, soprattutto nella popolazione anziana, se può aver avuto l'influenza della terza e della quarta dose. Ricordiamo che i dati ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità di questo mese pubblicati il 26 di agosto, quindi recentissimi, ci dicono che nel mese di luglio in Italia sono morte più di 100 persone al giorno, per la precisione 3.800. Di questi il 60%, ripeto, il 60% erano persone trivaccinate e il 12% addirittura persone quadrivaccinate. E tenete presente che i quadrivaccinati sono meno del 2% della popolazione, quindi meno del 2% della popolazione ha fatto la quarta dose, però rappresentano addirittura il 12% dei morti. Allora, problema della denatalità, della mortalità e il problema anche degli effetti del vaccino nel medio e nel lungo periodo. Abbiamo sempre più persone che ci dicono, donne che hanno problemi ai cicli mestruali, persone che hanno problemi di affaticamento, che ci dicono che è il long covid. Invece se andiamo a vedere nei bugiardini dei vaccini sono collegati tutti quanti comunque a sintomatologie anche dei vaccini. Abbiamo sempre di più purtroppo infarti tra i giovani, cosa mai accaduta, morti improvvise, leucemie, tumori. Chiediamo cosa sta accadendo alla popolazione italiana, compresi i bambini che si ammalano sempre di più. E abbiamo uno studio, e anche qui lo potete vedere tranquillamente, perché bisogna ricordare che non c'è stato solo il vaccino del Covid, i bambini non vaccinati sono molto più sani dei bambini vaccinati. I bambini vaccinati, uno studio del 2019 che ci dice che i bambini vaccinati purtroppo nell'arco dei primi 10 anni di vita hanno 1600% in più, cioè 16 volte il percento in più di patologie croniche, cioè patologie che purtroppo avranno tutta la vita rispetto ai bambini non vaccinati. Allora noi vogliamo far luce punto sull'ideologia vaccinista, che è stato un qualcosa di veramente dannoso. Pur di fare i vaccini è stata alimentata la paura, non si sono fatte le cure. Come mai non ci sono state fatte le cure? Tutto questo ha portato a una campagna di vaccinazione di massa assolutamente inutile e soprattutto dannosa per intere fasce di popolazione italiane. Milioni di italiani stanno subendo le conseguenze di questa campagna di vaccinazione. Il nuovo Parlamento dovrà assolutamente far luce su quanto accaduto. Giovani, proviamo a riportare sul binario della denatalità e di quelle che potrebbero essere anche i sostegni alle famiglie. Beh sì, questa è un'altra delle grandi emergenze che il prossimo governo dovrà trovarsi a trattare subito. Vi do questo dato: nel 2021 ci sono state meno nascite che nel 1861, l'anno dell'unità d'Italia.
Ecco, questo ci dà la percezione del livello di emergenza su un fronte che invece determina il futuro di una nazione, che è quello appunto della natalità, ma d'altronde se per anni, decenni non c'è mai stato un governo, forse l'ultimo è veramente stato l'ultimo governo Berlusconi con degli assegni concreti, ma insomma non ci sono state delle politiche di prospettiva e lungimiranti per favorire la nascita, il che significa dare dei sostegni concreti alla famiglia, è evidente che questo è il rischio, che poi diventa anche un rischio occupazionale oltre che di identità nazionale. Quindi ed è per questo che Fratelli d'Italia vuole e ha messo nero su bianco, sempre a saldo zero, vedete, quindi sempre per parlare di misure da adottare subito, estremamente concrete e applicabili, la rivisitazione del paradigma del sistema fiscale attorno alla famiglia, che ne tenga conto come unità, come composizione, come caratteristiche. Bisogna aumentare da subito, almeno fino al 50%, l'assegno unico universale, per arrivare a garantire almeno 260-280 euro per figlio per i primi 2 anni, perché poi una delle motivazioni che purtroppo spinge spesso le donne a quella scelta terribile dell'aborto sofferta soprattutto è proprio una motivazione di natura economica. Quindi favorire le nuove nascite significa pensare al futuro della nostra nazione oltre che dei nostri figli, e sarà fondamentale farlo. Corriere della Sera, un aggiornamento a Cernobbio con Zelensky che interviene e dice: aumenteremo l'export di energia nell'Unione Europea, e poi il G7 verso l'ok ed un tetto sul prezzo del petrolio russo, perché anche quello del carburante è un tema molto importante. Mi piacerebbe sentire da voi tre un parere su quello che è uno dei temi che abbiamo lanciato in questa diretta, ed è quello della disobbedienza fiscale, che è stato annunciato da alcune categorie, ovvero di fronte a bollette alle stelle di luce e gas, la volontà di non pagarle, per lanciare un messaggio. Sarebbe un messaggio che potrebbe arrivare a destinazione a Rancan, o non è questa la strada da percorrere? Come strada maestra non è una strada da percorrere, però posso capire che chi non ha i soldi per pagare le bollette non è che faccia disobbedienza fiscale, cioè non ha i soldi per pagare le bollette, molto semplicemente. Però vorrei chiudere, riprendere un attimino l'argomento di prima del problema della denatalità. La proposta nostra è quella del reddito di maternità, che vuol dire dare 1.000 euro al mese alla donna che fa un figlio per 8 anni, in modo che possa seguire. Secondo proposta nostra è quello di riprendere in mano la legge 194, perché così com'è applicata adesso non va bene, quindi è una legge da riscrivere, quantomeno riscrivere, se non abolirla completamente. Poi è stato affrontato il problema della tassazione del quoziente, cosiddetto quoziente familiare, cioè rapportare la tassazione alla famiglia. Questa proposta, che è già applicata in Francia come tipo di tassazione, è stata scoperta dai partiti in questa fase elettorale, anche mi sembra anche da Fratelli d'Italia, oltre che da altri. Quando c'è un'associazione a livello nazionale che si chiama Forum dell'Associazione Familiare, di cui io sono stato vicepresidente a livello provinciale per 9 anni di seguito, che questa proposta l'ha trattata, l'ha gestita, l'ha programmata in 1000 incontri, ma non è stata mai recepita. Viene scoperta adesso soltanto sotto elezioni. Basta. Teodori, una sua risposta alla disobbedienza fiscale? Guardi, è uno degli strumenti democratici da sempre, ricordiamolo. Abbiamo il 50% degli italiani che sono disgustati dall'intera classe politica, da questi partiti, che non intende neanche andare a votare. Purtroppo invece votare è fondamentale. Quindi io direi che la prima cosa da fare è fare causa a queste aziende energetiche che stanno facendo, ripeto, palate di miliardi di utili, perché comunque i costi dell'energia non sono tutti quanti legati al gas, e tra l'altro hanno dei contratti di acquisto dei gas, casomai fatti in altri momenti, e infatti, ripeto, hanno utili non di centinaia di milioni, di miliardi di euro. Quindi bisogna innanzitutto fare pressione sulle aziende farmaceutiche, ripeto, con delle cause pilota, quanto altro, e poi bisogna andare a votare per cambiare l'intera classe politica. Questo è ancora più facile della disobbedienza fiscale.
E credo di aver risposto alla sua domanda. Mi permetta comunque un'osservazione anche sulla condizione di oggi, perché vedo che elude continuamente al tema del Covid e della vaccinazione e del Green Pass. È stato un qualcosa che ha colpito gli italiani. Cioè, questa questione della campagna di vaccinazione di massa ha riguardato tutta la fascia adulta, anzi addirittura pediatrica dai 5 anni in su. Non si può non parlare di quello che è accaduto in questi anni, perché hanno delle responsabilità enormi. Quindi eludere il tema vuol dire solamente fare distruzzi a livello di informazione, ed è un qualcosa, permettetemi, di assolutamente sbagliato, perché sono state colpite, ripeto, la qualità della vita di milioni di italiani, e il vaccino doveva essere la soluzione, non è stata la soluzione, come adesso ci dicono che non so, sono i gassificatori o il tetto del gas e del prezzo del gas, ed è la stessa identica classe politica. Quindi noi dobbiamo, quando andiamo a votare, capire anche che cosa hanno fatto durante la legislatura, perché altrimenti di parole, di progetti sul futuro, di programmi, tutti si possono riempire la bocca, si possono scrivere, firmare. Quello che conta in realtà è la coerenza e valutare che cosa hanno fatto. Se uno porta la macchina da un meccanico, si rivolge, non so, a un idraulico o qualcheduno, e colui che si è rivolto non è stato all'altezza, il giudizio è negativo e non ci si torna. Quindi noi dobbiamo capire quello che è avvenuto in questi anni. Questa legislatura si è caratterizzata da due cose: dal tradimento elettorale che avevano ricevuto i 5 Stelle e la Lega, che hanno portato al governo il PD, ricordiamolo, nel 2019 è stato portato al governo il PD, dopo che era stato sonoramente sconfitto alle elezioni del 2018, quello è stato il primo tradimento. L'altro tradimento è stato nei confronti dell'Unione Europea, che questi nuovi partiti dovevano prendere posizioni diverse all'interno dell'Unione Europea, e l'altro grandissimo tradimento è stato sulla libertà di scelta. Sia la Lega che i 5 Stelle si erano impegnati ad abolire la legge Lorenzin, la legge che obbliga dei bambini di 70 giorni a essere vaccinati per poter andare all'asilo nido. Questi temi sono stati elusi, e in questa legislatura siamo stati totalmente allineati all'Unione Europea da parte di tutti i partiti, e tutti i partiti sono stati favorevoli alla vaccinazione di massa. Quindi è un tema, mi permetta, nella sua conduzione, che non si può eludere, perché questo vuol dire non dare risposta agli italiani. Bisogna fare luce, le persone devono capire, devono sapere, per poi votare con coerenza. Mi permetta, io non sto eludendo, lei sta concentrando la sua discussione sul tema delle vaccinazioni, ognuno poi la pensa e prende le decisioni che ritiene più opportune anche con i propri figli, quindi io non l'ho impedito di dire la sua posizione, quindi non ho deviato il discorso. Ci sono dei temi che in questo momento stanno anche prendendo spazio nel dibattito nazionale, quindi sembrava corretto incentrare. Lei, insomma, mi sembra che abbia avuto modo di dire quella che è la vostra posizione del suo partito per quanto riguarda le vaccinazioni, e nessuno le ha mai tolto la parola su questo. Ecco, mi sembrava corretto dire questo. Io ho pochissimi minuti a disposizione. Giovine, la sua opinione per quanto riguarda la disobbedienza fiscale? Ma io penso che si possano solo comprendere le categorie. Proprio ieri ho avuto modo di confrontarmi col tavolo intercategoriale del coordinamento tra tutte le categorie del Bassanese, e devo dire che la preoccupazione è incredibile. Ripeto, noi stiamo rischiando la deindustrializzazione con questi costi extra, e il governo ad oggi non ha ancora ipotizzato delle soluzioni concrete. Le aziende hanno l'angoscia di arrivare a novembre non potendo sostenere le spese che deriveranno dai costi dell'energia. In tutto questo non c'è all'orizzonte una proposta, se non quelle che stiamo facendo, perché vedete è una campagna elettorale veramente surreale. Ascoltiamo i leader del centrosinistra passare il tempo a occupare le tribune politiche a demonizzare Giorgia Meloni senza mai parlare di ricette per risolvere le situazioni, i problemi concreti degli italiani. Ripeto, al netto della vittoria, il prossimo governo si potrà insediare solo il 1° novembre. Ad oggi c'è ancora in carica il governo Draghi. Dovrebbe essere una responsabilità del governo uscente non occuparsi di demonizzare un avversario durante la campagna elettorale, ma portare a casa dei risultati concreti da un confronto con l'Europa, perché, vi ripeto, questo è un dato che va evidenziato: il prossimo governo potrà essere in carica dal 1° di novembre. Il 1° di novembre saranno già arrivate le prime bollette. Io ho quasi terminato il tempo a disposizione, vi chiedo se riusciamo proprio a racchiudere l'ultimissima domanda in pochi secondi a testa, se riuscite, perché tra le proposte c'è anche quella della settimana corta a scuola per risparmiare nelle bollette negli istituti e quindi chiedere un ulteriore sacrificio alle famiglie. Teodori, poi Rancane, chiudiamo con Giovine. Guardi, velocissimo, un'assurdità.
questa proposta. Dopo la didattica a distanza, su quello che è accaduto, andare a ridurre la settimana è un'assurdità. Rancan? Sì, lo trovo anch'io poco percorribile, tenendo conto che il riscaldamento non è che si spenga il venerdì a mezzogiorno, deve essere tenuto acceso anche il sabato e la domenica, quindi è una proposta quantomeno da discutere. Giovine? Basta, le nuove generazioni hanno già pagato sufficientemente l'incapacità di chi ci governa, quindi non esiste, una proposta che non esiste, né quella di tenere a casa i ragazzi con la DAD, né quella di far chiudere esercizi pubblici alle 23 o alle 19 i negozi, come ho sentito. Grazie. Di sicuro comunque non sarà un problema dal 26 in poi di settembre per gli italiani, queste proposte non saranno un problema, queste proposte assurde. Grazie davvero a Luca Teodori di Vota la Vita, grazie a Luigino Rancan di Alternativa per l'Italia, grazie a Silvio Giovini di Fratelli d'Italia per essere intervenuti, tanti temi e tanto, insomma, un dibattito sempre più acceso e lo sarà ancora di più in vista del voto del 25 settembre. Grazie a tutti e tre, grazie a voi telespettatori per averci seguiti, naturalmente buon pomeriggio, l'informazione di Antenna 3 torna questa sera a partire dalle 18:30, arrivederci.